Copertina di apertura per la nuova puntata di Penalty su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Come al solito parleremo del campionato di Serie D con la conferma della Gelbison che batte 2-0 il Real Aversa 1925 e conferma di essere l'assoluta leader del girone I del campionato di Serie D. Nel campionato di eccellenza, per quanto riguarda il girone A, il colpaccio del Canicattì in casa della Mazzarese, sicuramente il risultato più importante, così come la conferma vincente dell'Acragas 2018. Nel girone B è invece finita 2-2 la partita clou di questo girone, il pareggio tra Ragusa Calcio e Ligea 1946. La partita si è conclusa 2-2. Avremo modo di parlare anche del campionato di promozione con il turno di Coppa Italia e poi anche il solito rullo con i risultati e le classifiche del campionato di prima categoria. Tra pochissimo qui su Gold 78 Penalty. Nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ben trovati telesportivi siciliani per una nuova puntata della trasmissione che parla solo ed esclusivamente di calcio dilettantistico siciliano. Puntata che viene inaugurata con la presenza anche in studio di mister Ignazio Orefice. Ciao Ignazio, ben trovato. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a voi per l'invito. D'altra parte sei un fedelissimo di Penalty. Questo è vero. Ma a Bronte che sta succedendo? Ultimo posto in classifica in promozione. Mi auguro che insomma pian pianino state resettando tutto. Pian pianino stiamo cercando di sistemare quello che i nostri ritardi, che sono già stati tanti a partire dall'inizio della preparazione, perché noi abbiamo iniziato praticamente il lunedì precedente alla prima gara di campionato, di Coppa Italia, scusa. Sì. Poi abbiamo lottato contro il tempo per avere a disposizione la struttura che era interessata da lavori di ristrutturazione, ed era chiusa, avevamo problemi ad allenarci. E questo è già un grande problema per una squadra soprattutto dilettantistica. Di fatto abbiamo rischiato seriamente di non iscriverci al campionato. Quindi è già un successo il fatto quantomeno di aver iniziato la stagione. È chiaro che adesso faremo qualcosina in più per cercare di rimediare questa situazione e per cercare di mantenere la categoria, che per noi è il massimo, secondo me, a Bronte che possiamo permetterci. Ma quante stagioni hai fatto a Bronte? Sono curioso, almeno 25. Devo distinguere tra calciatore e allenatore? No, sì, infatti, distinguiamo anche quelli da calciatore con quelli da allenatore. Ne ho fatti da calciatore, mi pare 24. 24, è già praticamente una vita. E questa è l'8ª stagione che sono invece... Con qualche promozione anche importante. Con qualche promozione. Bene, hai seguito il campionato di Serie D? Sì. Mm? Sì. A sorpresa. Oggi dovevo andare a vedere il Biancavilla, ma
ho avuto un imprevisto, non sono potuto andare, dove volevo andare a vedere la partita proprio del ritorno di Pidatella in panchina, ma mi ripropongo di andarci a vederne qualcuna. E a questo punto iniziamo subito quindi con il campionato della Lega Nazionale Dilettanti. Si è giocata la 10ª giornata, guardiamo subito il tabellino con i risultati. Città di Sant'Agata batte Biancavilla 2-1, Castrovillari Città di Aciriale 2-2, FC Messina batte San Cataldese 2-1, Gelbison batte Real Aversa 1925 2-0, Cittanova batte Giarre 1946 3-1, Licata Cavese 2-2, Santa Maria Cilento batte Rende Calcio 3-2, FC Lamezia batte Portici 1906 1-0, pareggio tra San Luca e Paternò 0-0, così come quello tra Troina ed FC Trapani. In testa abbiamo la conferma della Gelbison dopo il grande colpaccio di 7 giorni fa contro il Paternò. Al primo posto con 26 punti, con 22 l'FC Lamezia Terme, con 21 la Cavese 1919, con 19 il Città di Aciriale, 18 per Cittanova, Paternò e Real Aversa 1925. 17 punti per il Santa Maria Cilento ed il Città di Sant'Agata, 14 Portici 1906, 13 punti per Licata e San Luca. 12 punti l'FC Trapani, con 8 punti Rende Calcio ed FC Messina, 7 punti per il Castrovillari, 5 punti Giarre 1946, 4 punti per il Biancavilla, 3 punti per la San Cataldese, 2 punti per il Troina che partiva da -6. Sottolineiamo che Città di Aciriale, Paternò ed FC Trapani, così come il Biancavilla, debbono ancora recuperare una partita. Si ritorna in campo chiaramente domenica prossima, domenica 14 di novembre, guardiamo il tabellino degli incontri. Cavese 1919, Portici 1906, Città di Aciriale San Luca, Città di Sant'Agata Gelbison, Cittanova Licata, FC Trapani Biancavilla, Paternò FC Lamezia Terme, Santa Maria Cilento Troina, Real Aversa 1925 FC Messina, Rende Calcio Castrovillari ed infine San Cataldese Giarre 1946. Ed iniziamo proprio dal tuo amico Pidatella che ritorna in campo anche un po' inaspettatamente perché dopo l'abbandono da parte di Cozza tutto poteva succedere, ma il ritorno di Pidatella sulla panchina del Biancavilla sembrava quasi impossibile, invece a dimostrazione che il calcio ci riserva sempre tante sorprese e anche inaspettate sorprese. Orazio ritorna in panchina, purtroppo perde in casa contro il Città di Sant'Agata. Queste sono sconfitte che ci possono stare quando c'è un subentro di un allenatore, magari a seguito di una situazione quasi traumatica, direi, che sta vivendo il Biancavilla. All'ottimo lavoro che era stato compiuto l'anno scorso, con lo scorso campionato, si pensava si potesse avere una continuità di... Ma infatti il fatto che Orazio abbia lasciato proprio ad inizio di stagione, personalmente è stata una notizia inaspettata, perché aveva, secondo me, lavorato benissimo e sì, poteva raccogliere i frutti. Io l'ho anche detto questa cosa appena la scorsa stagione. Io sono andato diverse volte a vedere l'anno scorso le partite del Biancavilla, sì? E mi è capitato anche di andare ad assistere gli allenamenti durante la settimana e ti dico che il lavoro fatto da Orazio e dal suo staff è un lavoro importante, sì. Con una squadra giovane, con pochi elementi di spessore come Ancione, insomma, però è stato veramente un campionato di livello quello dell'anno scorso, al di là delle aspettative secondo me. Adesso però c'è una partenza ad handicap per Pidatella non di poco conto, perché lo so. Insomma bassi fondi della classifica dove tutti cercano di fare punti, tra l'altro con questo Troina che pur con 6 punti di penalizzazione adesso praticamente li ha recuperati ed entra nel novero delle squadre che lotteranno sino alla fine. Ma questo è a dimostrazione che il campionato di Serie D è un campionato molto difficile. Quest'anno secondo me è un po' più livellato verso l'alto, sì, rispetto alla stagione precedente. Il Gelbison sta facendo molto bene. Settimana scorsa, come dicevi tu, ha vinto contro il Paternò che sta facendo un ottimo campionato. E non era facile. Non è semplice perché il Paternò ha un ottimo organico.
nei primi posti tu vedi ci sono squadre con passato calcistico importante, c'è la Cavese, c'è la Mezia, insomma, squadre che hanno calcato i palcoscenici di campionati professionistici sono abituati a certe e sono tensioni. abituati ad avere queste tensioni Sì. e a gestire questo tipo di campionati di vertice, quindi non è semplice adesso fare punti per nessuno, però il fatto che ci sono più squadre coinvolte nella lotta al vertice fa sì che la quota della salvezza secondo me si abbasserà. Però è anche vero che si è proprio letteralmente spezzata in due la classifica, no? C'è questa zona calda e questa zona che purtroppo delle pericolanti, ancora ci sono non facile. Però ci sono ancora troppe partite. Questo è anche troppe vero. partite, troppi punti ancora in palio. Merito comunque anche alla città di Sant'Agata, perché comunque sta facendo bene, sì. A dimostrazione che il lavoro di Giampà sta dando i suoi frutti. Se un allenatore ha la possibilità di lavorare con tranquillità, senza molte pressioni, la serenità dell'ambiente è fondamentale, cioè non avere il fiato sul collo della dirigenza, dei tifosi è importante. Poi il periodo brutto può capitare a tutte le squadre, l'importante è farli lavorare tranquilli e poi piano piano, se c'è la bontà del lavoro, se c'è la bontà dell'organico, si esce fuori da questa situazione. Tra l'altro Giampaolo lo scorso anno ha salvato la squadra, anche in maniera rocambolesca ma con grande merito. Ha fatto bene, comunque era il primo anno di Serie D, quindi voglio dire, ha fatto bene secondo me. Certo. Allora a questo punto guardiamoci gli highlights della partita, la vittoria della squadra messinese 2-1, il Città di Sant'Agata contro il Biancavilla. Una non vince dallo scorso 26 settembre, l'altra non vince dallo scorso 10 ottobre, diciamo che sono due formazioni a caccia di riscatto. C'è un rilancio, attenzione alla Città di Sant'Agata in avanti, il destro che finisce a lato di pochissimo. Ancora il gioco di gambe, stesso questa volta su Ficarrotta. Iania sul secondo palo, palla che sfila e per poco non inganna Governali. Ficarrotta lascia sul posto Brugnano, sempre con la solita tecnica e classe, il cross in mezzo, il colpo di testa e poi c'è la rete del Biancavilla, ha segnato Asero al 35esimo minuto, Biancavilla 1, Città di Sant'Agata 0, il cross dalla destra, il tocco di testa e poi la zampata vincente di Asero, porta in vantaggio la formazione di Pidatella, va a stringersi attorno ai suoi compagni. Si accentra, poi col mancino prova il taglio per Asero, ancora Asero in mezzo dove non c'è nessuno. Sicuramente uno dei più positivi Asero, adesso dopo il gol si è anche proposto in avanti. Riescono giocate che chiaramente con la mente libera riescono veramente bene. E il direttore di gara dice che può bastare così per i primi 45 minuti di gioco. Ancora però Alagna difende il pallone sulla linea di fondo campo, c'è calcio di rigore in favore della Città di Sant'Agata, l'intervento falloso da parte di Panza su Alagna che stava proteggendo il pallone. Allora Catalano, la rincorsa, il destro e la rete del Città di Sant'Agata, il pari del Città di Sant'Agata quando siamo arrivati al 59esimo minuto di gioco. Biancavilla 1, Città di Sant'Agata 1. Catalano sul secondo palo, il colpo di testa fuori di pochissimo da parte di Calafiori, se non andiamo errati. La rincorsa, Vancione tra le braccia di Cannizzaro che prova a far ripartire i suoi. Si trova davanti 3 giocatori avversari, dice forse è meglio che aspetto e poi rilancia. Il cross prolunga involontariamente Ancione, poi la parata di Governali e poi la rete di Calafiore per il vantaggio del Città di Sant'Agata. Aveva fatto un miracolo Governali e adesso ci sono le proteste dei giocatori del Biancavilla, ci sono i festeggiamenti dei giocatori del Città di Sant'Agata sotto lo spicchio dei propri tifosi. Finisce qua il Città di Sant'Agata, rimonta lo svantaggio iniziale, ci sono polemiche finali in campo, vince il Città di Sant'Agata 2-1 sulla Biancavilla, la rete del vantaggio del Biancavilla firmata intorno alla mezz'ora di gioco con Asero al 35esimo, poi il pari da parte di Catalano e la rete finale di Calafiore
abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo avuto la partita insomma, per larghi tratti nelle mani, pur affrontando un avversario che quando ripartiva diventava pericoloso e lo dimostra la classifica. Dispiace che per ingenuità abbiamo preso i 2 gol, l'avversario a volte si porta a sbagliare, ma noi ci abbiamo messo del nostro, quindi questo non deve significare nulla, dobbiamo guardare avanti. Dicevamo di non avere fretta, volevamo fare oggi un grande risultato, non ci siamo riusciti, ma già pensiamo a mercoledì. Se sono qua perché c'è il tunnel, quindi io non ho la bacchetta magica, sappiamo di dover lavorare, siamo consapevoli, sappiamo che la classifica con noi è avara perché lo meritiamo e non perché qualcuno ce l'ha regalato, quindi siamo consapevoli di questo, già ci rimboccheremo le maniche da domani in poi e quindi affronteremo mercoledì una partita di recupero che già stiamo perdendo e quindi dobbiamo essere bravi a ribaltare quel risultato. Di fronte avevamo un Biancavilla che ha giocatori importanti, l'abbiamo visto anche noi perché nel primo tempo, nell'unica azione che hanno fatto anche gol perché hanno qualità, perché giocatori come Ficarotta, Manfred hanno qualità. Su questo campo piccolo poteva essere un pericolo su ogni azione. Io penso che abbiamo difeso anche bene, abbiamo fatto la prestazione, quello che cercavo io, ma sotto questo aspetto lo sapevo perché l'Icata era una prendere a parte perché questa squadra ha sbagliato tra l'anno scorso e quest'anno la prima volta una partita come l'Icata noi non l'avevamo mai fatta e quindi ci sta che su 30 partite ne puoi fare una in quel modo. Oggi c'è stata subito la reazione, poi il risultato sono conseguenze di tanti fattori, uno, faccio un esempio, si può anche perdere, però giocando così sono più le volte che si vince la partita e non che si perde, quindi oggi i ragazzi si sono ritrovati, hanno giocato per il compagno, hanno forzato poche palle e questo è il calcio vero. Non dimentichiamo che questa squadra si deve salvare perché forse qualche risultato così che abbiamo fatto anche importante, 4 vittorie di seguito, ma non ci devono essere malumori su questi calciatori perché si lavora sempre al massimo settimana dopo settimana e noi non dobbiamo perdere l'obiettivo che è la salvezza perché il campionato sarà ancora durissimo, ci sono più partite dell'anno scorso, quindi squadre come il Biancavilla hanno la possibilità di rientrare perché manca ancora tantissime partite e quindi dobbiamo stare sul pezzo e salvarsi, quindi le prestazioni che abbiamo fatto vanno bene, però se arriva qualche pareggio anche in casa così è normale che tutti vogliamo sempre vincere, però non dobbiamo dimenticare che il Sant'Agata si deve salvare. Torna da Castrovillari con un pareggio invece il Città di Aciriale, punto su punto, Ignazio, e quindi la classifica, tra l'altro con una partita da recuperare, permetterà alla squadra acese comunque di essere altissima in classifica. È importante muovere sempre la classifica, anche quando tu vai a fare un punto, ed è un punto importante a Castrovillari, fuori casa su un campo caldo, campi questi di Serie D dove il girone di ritorno poi sarà difficile per tutti prendere punti. Quindi fare punti prima, è importante. Serve tanto. Certo, perché si troveranno poi campi un po' più caldi, ambienti un po' più difficili, diciamo così, a livello ambientale. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, il pareggio 2-2 appunto tra Castrovillari e Città di Aciriale. La squadra ha fatto una grande partita, ci è mancato qualcosa in più per realizzare qualche rete in più anche in alcune situazioni. È normale che siamo passati su 2-0 per noi e lì giustamente avevamo anche una squadra di valore di fronte che ha trovato una situazione per accorciare le distanze su una disattenzione nostra. Non so se il giocatore che ha ricevuto palla fosse in fuorigioco perché da lì non si vedeva benissimo, poi la rivedrò. Mi è sembrato un po' troppo avanti, insomma, ecco, per essere in gioco. Comunque sta di fatto che poi abbiamo subito un attimino il primo gol e siamo andati un po' in difficoltà, ma anche perché loro giustamente poi hanno fatto
hanno cambiato qualcosa il secondo tempo durante la partita e si sono resi più pericolosi, sono riusciti poi a trovare sempre su un cross laterale il 2-2. Avevamo preparato la partita in un'altra maniera, però si sono adattati. Secondo tempo, dopo il gol loro 2-0, secondo me non c'è stata partita. Abbiamo fatto di tutto e di più, potevamo anche vincerla, però onestamente il risultato penso che sia risultato sostituzioni azzeccate da parte... Non è che sostituzioni azzeccate, è che sono giocatori importanti, non stavano bene, non potevano giocare dall'inizio. Magari pure presi dalla disperazione, presi dalla voglia di rimontare la partita, diciamo sostituzione azzeccata. E parliamo adesso della San Cataldese. Ahimè, 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 è stata soltanto una vittoria iniziale, quella della squadra di Campanella, adesso un'altra ennesima sconfitta, si torna a casa da Messina con una sconfitta che è molto pesante proprio per quanto riguarda questa classifica deficitaria. Intanto, che ne pensi? Che è successo secondo te a Settineri? Guarda, io non ho avuto la possibilità di parlare con Settineri, col quale mi lega una amicizia per questo ti ho fatto la domanda specifica. Però per delicatezza ho evitato di telefonare perché so che sono momenti brutti quando uno magari si allontana da una squadra. Evidentemente sarà successo qualcosa perché l'anno scorso avevano fatto molto bene, era una squadra che giocava veramente bene a calcio, era un calcio di un altro livello rispetto all'eccellenza. È chiaro che la Serie D è un altro livello, quindi forse però qualche giocatore andava preso forse, proprio nel momento iniziale della stagione. Stavo dicendo proprio questo, andava forse rinforzata con qualche giocatore di categoria per poter affrontare con tranquillità questo primo anno di Serie D e lavorare tranquillamente. Evidentemente così non è stato. Adesso Campanella sarà chiamato a utilizzare tutta la sua esperienza in questo campionato per poter uscire diventerà fuori. essenziale, perché l'esperienza in queste stagioni e in questi campionati è praticamente fondamentale. Ma, nulla da fare, cioè nel senso che bisogna avere esperienza per tirarsi fuori. Campanella ce l'ha. Giovanni ha di esperienza da vendere in questa categoria. Io sono convinto che questo scorcio di mercato che ci sarà, magari rinforzare la squadra adeguatamente per poter ambire alla salvezza di questa squadra. Allora a questo punto ci guardiamo il servizio, la vittoria dell'FC Messina 2-1 proprio contro la San Cataldese. Arriva anche la prima vittoria casalinga per l'FC Messina che sfata il tabù francoscoglio battendo nell'importante match salvezza la San Cataldese e centrando 3 punti pesantissimi per la sua classifica. Una gara che l'11 di Ferraro approccia nel migliore dei modi e dopo 60 secondi è già 1-0 per i giallorossi che la sbloccano grazie alla splendida girata acrobatica di Orlando che spiana ai suoi la strada verso la vittoria. Gioia immensa per il numero 9 sommerso poi dall'abbraccio di tutta la squadra e per Orlando è anche la prima rete in campionato. I padroni di casa spingono ancora e 2 minuti dopo solo la decisiva parata di Valenti nega Bramati la gioia del raddoppio. La San Cataldese prova a scuotersi provandoci per 4 volte, prima con Liga il cui sinistro è prontamente bloccato da Giannini, poi con Salvo che in aria trova la decisiva opposizione di Jurato, quindi con Di Marco che calcia sul fondo da buona posizione e infine con Cess che al volo dal limite non trova di poco lo specchio della porta. Nella ripresa però l'FC Messina torna nuovamente ad attaccare e così dopo la botta mancina di Licciardello che costringe Valenti agli straordinari, i giallorossi raddoppiano al minuto 59 quando Gabbionetta toglie la sicura al sinistro con la palla che dopo aver incocciato contro la traversa supera la linea bianca e vale di fatto il 2-0 per i suoi. Ancora un gol di ottima fattura dunque per i ragazzi di Ferraro che allo scocchiare del 60° mettono le cose a posto grazie alla sassata di Gabbionetta al suo primo centro in campionato. Lo stesso numero 33 di casa la potrebbe chiudere pochi minuti dopo ma non aggancia l'ottimo servizio di Licciardello. Un minuto dopo e invece Valente a sfiorare la marcatura con la sua conclusione che si perde a fil di palo. Così dal possibile 3-0 al minuto 67 la San Cataldese ad andare in gol con il neo entrato Sinatra, lesto a deviare in rete il colpo di testa di Neri finito sul palo. 1-2 prima rete stagionale per il classe 2003 Verde Amaranto che di fatto riapre la partita. I padroni di casa però tentano nuovamente di chiuderle al 96esimo e ancora un super Valenti a negare
scaricare al destro su punizione di Castiglia la rete del Tris. Poi nell'8º dei 9 minuti di recupero concessi dal signor Santarossa, la San Cataldese ha la grande chance per siglare il pareggio, ma Burcheri non arriva per centimetri a deviare in rete. Il servizio di Cess. Può festeggiare dunque l'FC Messina, che centra la seconda vittoria in campionato, sale in classifica, quota 8 punti, aggancia al 14° posto il Rende, mentre la San Cataldese rimane al penultimo posto con 3 punti. E parliamo adesso di questa Gelbison che continua la sua marcia da prima in classifica in questo girone I del campionato di Serie D. Batte 2-0 il Real Aversa 1925 e conferma che sicuramente è questa la squadra da battere in questa stagione. I numeri per adesso dicono questo, ma la seconda in classifica non è molto lontana. Quindi, sì, è anche vero. E la Ciriale recuperando, insomma, la Ciriale recuperando si metterà ancora sotto, quindi secondo me fin quando non ci sarà almeno nelle prime partite del girone di ritorno non si delineerà benissimo. Dobbiamo aspettare Natale? Secondo me sì, è chiaro che però la Gelbison è una squadra di un grande passato e ha costruito una squadra quadrata di categoria. Neopromossa la scorsa stagione, tra l'altro. Sì, però hanno l'esperienza di precedenti campionati di Serie D. Io mi ricordo l'anno che ho fatto da Trano, l'avevamo nel nostro girone ed era una squadra già ben attrezzata, insomma hanno un passato importante, sanno come si fa ed è importante avere l'esperienza. Ed è una società secondo me già pronta anche per la Lega Pro la prossima stagione, perché organizzativamente ha dimostrato di avere qualità. Ha qualità sicuramente, però è chiaro che il passaggio dall'ultima categoria dei dilettanti è vero, a quella questo è sempre un dei dramma, professionisti è sempre un gradino molto alto. È vero. Guardiamoci gli highlights, la vittoria della Gelbison 2-0 contro il Real Aversa 1925. La Torre per Corrado, mette giù il pallone e c'è la rete! Sì! 1-0! Gol di Cardone, c'è l'appoggio di Cardone di testa nel gol di Corrado, che viene a festeggiare proprio sotto di noi con la sua famiglia quando siamo a 11 minuti dal cronometro. Pallone verso il centro dell'area, la conclusione di Rete, c'è la rete! Sì! 2-0 per la Gelbison, bellissimo questo colpo di testa, è bellissima la corsa sotto gli ultra di Cardone, ad ascoltare ancora di più il tifo organizzato dagli ultra della Gelbison che stanno cantando dal primo minuto, quindi secondo gol dedicato proprio a loro, secondo gol, è cambiato tutto in questo secondo tempo quando siamo a 21 minuti. Vanno male le cose a Giarre, un'altra sconfitta interna contro il Cittanova. Forse è servito poco il cambio dell'allenatore? Non saprei dire, mio amico Arena, sono certo che utilizzerà tutte le sue conoscenze per cercare di risollevare questa situazione. È chiaro che la squadra ha bisogno di qualche puntello, più di qualche puntello. Puntello tra l'altro richiesto da Infantino anche. È arrivato qualcuno ancora di interessante, secondo me non è necessario. Deve avere anche il tempo per insomma, inserirlo negli schemi. Secondo me ancora non manca qualcosa, sia in termini di qualità, di esperienza, ma anche di qualche giovane importante. E credi che comunque adesso arriverà ancora qualche altro elemento per migliorare tutto? Ma secondo me sì. Oppure già quello che è arrivato sarà sufficiente per Pietro Infantino? Ma Pietro è un allenatore molto esperto, è un allenatore che mastica calcio da sempre e secondo me si renderà conto subito nel giro di 1 o 2 settimane di quello che gli è arrivato e se gli mancherà qualcosa. Io credo che qualcos'altro faranno a Giarre, non credo si fermeranno. Perdere la categoria dopo averla stravinta la scorsa stagione sicuramente non è certamente molto bello, è un peccato. Ma io credo che la mossa Infantino vada in quella direzione, altrimenti
non vado a cercare un allenatore con quel trascorso e quell'esperienza come Infantino. È vero. Guardiamoci le interviste post partita proprio di Giarre 1946 Cittanova. Abbiamo avuto diverse palle gol che secondo me avremmo potuto sfruttare meglio e quindi allargare il vantaggio che era di un gol soltanto. Questo è quello che ho visto io, poi ognuno giustamente fa le proprie valutazioni di ogni partita, perché il calcio è bello perché ognuno lo vede e lo analizza come meglio crede. Penso che i ragazzi comunque ogni domenica propongono questo tipo di calcio, questo atteggiamento e questa mentalità. È ovvio che poi di fronte c'è gli avversari che possono o meno farti riuscire le cose che provi durante l'allenamento, no? Adesso non so se sono dei meriti del Giarre o meriti del Cittanova, forse l'uno e l'altro, però sa cos'è? Che uscire da Giarre alla fine partita e i tifosi del Giarre aspettano il Cittanova e li chiamano sotto la curva per omaggiarli. Questo, a parte che è un grande gesto di sportività dei tifosi del Giarre, che sono esemplari e li conosco bene, quindi so l'ambiente di Giarre quale sia e la qualità del tifo, no? Però la dice lunga sul fatto che il Cittanova comunque abbia fatto una grande partita, abbia imposto i propri ritmi, il proprio gioco. È un bel mix, speriamo che questa favola continui perché giocando così penso che ci divertiamo e soprattutto facciamo divertire anche la gente ed è la cosa che forse fa più piacere. Sta andando veramente bene invece il Licata di Romano, un altro ennesimo pareggio, però è anche vero che in società hanno detto si devono salvare, non vogliono fare voli pindarici, pertanto hanno preso l'elemento giusto che secondo me è Pippo Romano, squadra equilibrata, una vittoria, un pareggio, fuori casa ti comporti bene. Le categorie si salvano così. Con la continuità dei risultati. Si sono affidati a Pippetto, che ormai credo che sia di casa, sì, Licata, insomma, conosce molto bene l'ambiente, già è un vantaggio, e poi stiamo parlando di un allenatore veramente preparato, secondo me uno dei migliori allenatori in questa categoria. E poi tra l'altro ha pareggiato in casa con la Cavese, terza forza del campionato. Ma questi risultati non sono mai da buttare via, perché molto spesso le partite che tu non puoi vincere, quantomeno non le perdi, e comunque il punto muove la classifica. E te le ritroverai nella seconda parte della stagione. In questo campionato molto difficile, già spaccato a metà,
E un punto che muove la classifica è già tanto. Già tanto. Guardiamoci subito il servizio, pareggio 2-2 tra Licata e Cavese. Stadio Dino Liotta di Licata, 10ª curva del campionato di Serie D per il girone I. Le ambizioni della Cavese cozzano con l'imbattibilità interna del Licata di mister Pippetto Romano, reduce dal pari esterno per 1-1 al Biagio Fresina di Sant'Agata. Nell'ultimo turno la Cavese di mister Ferrazzoli ha vinto tra le mura amiche per 1-0 contro il Zalluca, grazie alla rete di Bacio Terracino che ha deciso la sfida del Simonetta Lamberti. Maglia blu foncé per gli ospiti della Cavese, maglia invece gialla con inserti blu per la compagine agrigentina che fa il suo ingresso in campo di fronte al proprio pubblico assiepato sugli spalti del Dino Liotta. Sparuta rappresentanza di tifosi della Cavese, stoici nell'affrontare un viaggio di 678 km. Possiamo dunque passare al film di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono a cura di Ezio Savone. L'abbraccio tra mister Ferrazzoli e mister Pippetto Romano anticipa il fischio d'inizio che vede la Cavese gestire il primo possesso e rendersi insidiosa alle parti di Moschella con il tentativo al volo di Allegretti che lambisce il palo alla destra dell'estremo difensore agrigentino. Risposta delicata con il cross di Minacori per Currò, fa buona guardia però Paduano al 20°, al 28° di nuovo Allegretti vicino alla rete, fa la barba ancora una volta vicino al montante. Alla mezz'ora arriva il vantaggio Licata, danza sulla linea di fondo Mannina, cross al rimorchio per Minacori che carica il destro e sigla la 6ª rete stagionale per il vantaggio del Licata. Ancora e sempre Calogero Minacori sotto le gambe di Majorano che verrà anche mandato anticipatamente sotto la doccia per la sbracciata proprio ai danni del numero 11 licatese. Cavese è costretta a proseguire allora in 10 uomini, prova a approfittarne il Licata. Prima del duplice fischio c'è questo episodio quantomeno dubbio in area di rigore, segue la pausa concessa dal signor Fantozzi di Civitavecchia. Squadre che guadagnano la via degli spogliatoi sul parziale di 1-0. Decide sin qui la marcatura di Calogero Minacori, ma c'è un secondo tempo tutto da vivere. Squadre che fanno il loro ritorno in campo proprio agli ordini del fischietto di Civitavecchia. Cavese subito pericolosa con il colpo di testa di Viscomi che colpisce il legno alla sinistra di Moschella. Contro il C, contro il V, perché ancora Viscomi svetta, questa volta il corner proveniente dal binario di destra non inquadra il bersaglio grosso. In questa occasione si ripete Viscomi, questa volta sui sviluppi di un piazzato il suo mancino sul quale si accartoccia Moschella alla propria sinistra. Al 73esimo matura il pari e la formazione blu foncé con il colpo di testa di D'Angelo che buca Moschella, lamenta una possibile carica all'estremo difensore licatese. Licata che non si perde d'animo con Cappello che suona la carica, c'è l'intervento di Viscomi, lamenta un possibile calcio di rigore, prosegue l'azione con Currò, mandato giù, travolto da Palladino, lascia correre in entrambe le occasioni il direttore di gara, segue il mancino di Candiano, si rifarà ben presto Currò perché sul cross preciso di Cappello fa a fette la difesa blu foncé e porta in vantaggio il Licata, ma al 93esimo accade un patatrack nella retroguardia giallo-blu, esce a farfalle Moschella, ne approfitta la Cavese. Rosso per Cappello, Diaz sbaglia il primo rigore ripetuto secondo il signor Fantozzi, allora va di nuovo Diaz, spiazza Moschella per il definitivo 2-2 al veleno al Dino Liotta. La Cavese la agguanta all'ultimo minuto, segue il triplice fischio del signor Fantozzi, si dividono la posta Licata, Cavese e Giastoria e termina per 2-2. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento alla prossima. Ennesima vittoria del Santa Maria Cilento, in casa un rullo compressore, ennesima vittoria questa volta nei confronti del Render, 3-2, un Santa Maria Cilento che tra l'altro ha dimostrato di essere secondo me la vera e propria mina vagante di questo girone I, perché fa risultati con tutti, magari perde con qualcuno della zona bassa della classifica, però poi con le grandi insomma dimostra di avere forza. Ma è una squadra che onestamente conosco molto poco, adesso cercherò di seguire un po' più qualche squadra di questa regione, magari andando a vedere ad Acireale o a Biancavilla. Evidentemente è una squadra che
può essere anche umorale, nel senso che hai in squadra gente che si esalta quando hanno le partite difficili, è magari probabile. escono il meglio di sé, mentre con le squadre di pari livello o addirittura di livello inferiore magari fanno un po' più di fatica perché non trovano la concentrazione, l'equilibrio giusto, e quindi vanno incontro magari a qualche brutta figura con squadre di pari livello o di livello inferiore, e magari sono capaci di andare a vincere con la prima o la seconda in classifica. È vero, è vero. Guardiamoci il servizio, la vittoria 3-2 del Santa Maria Cilento contro il Rende Calcio. A seguire avremo anche le interviste. Si comincia allo stadio Carrano tra Santa Maria e Rende. Buon divertimento a tutti. Calcio di punizione, pallone dentro, colpo di testa di Palma, brivido qui per Giovanni Grieco, parte Masullo, pallone teso dentro, eccolo che arriva sul primo palo, il pallone taglia tutta l'area di rigore, Tandara, poi Maggio, può avanzare Masullo, il pallone dentro, la deviazione di Piscopo, controllo del numero 9 dentro per Ovisac, davanti al portiere con i piedi, Mittiga, che adesso c'è spazio per Abey che entra in area di rigore, la rimette dietro per Palma, il pallone finisce sui piedi di Mazzotta che realizza un gran gol e la sblocca. Maio prova il tiro a girare, cross all'indietro, la finta di Tandara, il piattone di Maio e la deviazione che salva il Rende. Koulibaly, Luscetti per Emanuel, buona la giocata, Emanuel, pallone dentro e il pareggio di Madalina. Tandara, lo squalo al 42esimo colpisce e regala il meritato pareggio al Santa Maria al minuto 42. Tandara segna il gol dell'1-1. Ovisac in area di rigore, Ovisac si accentra, calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara, fallo del numero 6 Mirabelli su Ovisac. Maggio la sblocca, 2-1 per il Santa Maria al quinto del secondo tempo. Dagli 11 metri, implacabile il bomber giallorosso, quinto gol stagionale. Dentro per Maggio, Maggio su Piscopo. Piscopo in vantaggio, però rischia tanto, infatti Maggio, arriva un altro calcio di rigore, altro pasticcio qui del Rende, stavolta lo combina Piscopo e arriva il gol del 3-1, ha scelto lo stesso angolo Domenico Maggio per battere Mittiga e ci è riuscito. Bravo Luscetti ad andare sul fondo, Maggio, Ovisac, il controllo di Ovisac, murato. Tutto solo, riconosciuto. Attenzione a Furina, c'è Abey che si butta dentro, troppo lungo, Conios, Abey e poi arriva il gol del 3-2. Finisce qui la Polisportiva Santa Maria, batte il Rende 3-2 al termine di una gara emozionante, vittoria meritata nonostante il brivido nella finale con il gol di Abey. Un po' un episodio negativo ci ha fatto andare sotto, però siamo stati bravissimi ad essere tranquilli, a cercare di comunque trovare sempre il bandolo della matassa, non essere disordinati, e poi sinceramente poteva finire pure con un risultato un pochino più rotondo. E poi dispiace che non una disattenzione, una ripartenza, abbiamo preso il 3-2 a tempo scaduto. Questo dobbiamo migliorare, questo dobbiamo cercare che questi episodi non avvengano, perché se il calcio è crudele, se era avvenuto un pochino prima poi rischiavi di soffrire fino al fischio finale, perché facciamo una categoria difficile, il Rende è una squadra di tutto rispetto, con giocatori in avanti molto rapidi, molto forti, che ci potevano mettere in qualunque momento in difficoltà. Ti ripeto, poi sono sempre gli episodi che fanno sì che le partite possono andare in un certo modo. Noi dobbiamo stare sempre sul pezzo, dobbiamo limare questi errori di disattenzione, di disimpegno che
che poi ci possono costare caro, come è successo d'altronde già altre volte. Dobbiamo essere più maturi, più cinici, ti ripeto, perché una partita che poteva tranquillamente finire 4-1, poi il tabellino dice 3-2, e sinceramente a me dispiace un pochino. Dal mio punto di vista ho sempre visto questa squadra che potesse stare ai vertici della classifica, assolutamente, perché per qualità, per quantità siamo una squadra completa. Magari sono state gestite male delle piccole cose che hanno fatto magari un po' la differenza, però adesso puntiamo davvero in alto perché ce lo meritiamo. Abbiamo qualità e quantità davanti, dobbiamo essere più bravi e più cinici sotto porta, come anche oggi è successo, abbiamo creato tanto, però abbiamo sfruttato a mio parere anche troppo poco. Comunque la partita è finita 3-2, un gol preso all'ultimo minuto che poteva anche non starci, però comunque i 3 punti sono nostri e adesso pensiamo alla prossima. Vittoria esterna dell'FC Lamezia Terme, secondo posto in classifica consolidato, si rincorre a questo punto la Gelbison, Lamezia Terme che sicuramente conferma di avere un'intelaiatura assolutamente di categoria superiore. Lamezia Terme che conferma questo che dici tu e che conferma che le tradizioni e il passato contano. Io mi ricordo di anni di Serie C e nella Lamezia c'era un mio compaesano, quindi e sono andato a vedere anche qualche partita alla Lamezia, ma è una squadra forte, una società soprattutto forte, un pubblico forte, certo, uno stadio pesante, bello caldo, quindi hanno tutto per cercare di lottare fino alla fine con la Gelbison per cercare di vincere questo campionato. Ci guardiamo gli highlights, la vittoria fuori casa proprio del Lamezia Terme 1-0 contro il Portici 1906. Stadio San Ciro di Portici, 10ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Portici Lamezia Terme si gioca in un clima di assoluta commozione, intenso minuto di silenzio, squadra di casa con il lutto al braccio e club giallo-blu che onora la memoria dei 2 tifosi scomparsi con un fascio di fiori che il capitano Sirignano depone sotto la tribuna fra gli applausi del pubblico. Primo tempo contraddistinto da tanto possesso palla della Lamezia Terme, accompagnato in Campania da circa 150 tifosi calabresi, squadra locale che invece tenta di impensierire l'AI all'esordio in giallo-blu con azioni di rimessa. Intorno al 15° però Bollino è costretto a uscire per infortunio, a sostituirlo sarà Dadalt, uno dei protagonisti dell'incontro. Nelle fila del Portici il più pericoloso è senz'altro il numero 10, Elefante, che ci prova più volte. Lamezia che ci prova ma non riesce a trovare la via del gol. Dall'altra parte invece è sempre Elefante il più pericoloso. Il suo dribbling, il rientro sul destro, il tentativo di conclusione e la palla finisce sul palo. Lamezia Terme che si scuote. Prima Abercon manca per un soffio l'impatto sul bel cross di Dadalt. Poi al 45°, quando tutto sembrava finito, Dadalt decide che non è così. Recupero palla e galoppata veloce. Lo scambio con Maimone. Il filtrante in questo momento, Dadalt in area di rigore, il dribbling al portiere, il tocco sotto, la palla al centro e Valentin. Abercon mette la palla in rete. L'esultanza del 9 giallo-blu che corre verso la panchina ad abbracciare proprio lui, mister Tony Lio. Il filtrante di Maimone e poi pregevole il dribbling di Dadalt e il tocco sotto per Abercon che non sbaglia col sinistro. Nel secondo tempo il Portici tenta di farsi più pericoloso con un Lamezia che gestisce e tenta di far male in ripartenza, come in questa occasione nella quale Abercon è anticipato proprio sul più bello.
cross di Bezzon dalla bandierina, mischia in area di rigore, ma la difesa del Portici riesce, seppur in affanno, a liberare. Squadra di casa che recrimina per un possibile fallo da rigore in area, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso e assegna invece la punizione sulla ripartenza successiva. La conclusione dai 30 metri di Elefante, fermata da Lai, bravo a rispondere anche al seguente tentativo di Tapino. Ancora Elefante in area di rigore, ma Lai è bravo a chiudere l'angolo di tiro in uscita. Al 36esimo ruba palla Abercon e avvia una splendida azione personale. Entra in area di rigore il centravanti giallo-blu, tenta il tiro, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Ecco qui l'inserimento di Abercon in area di rigore in slow motion e il suo mancino che si stampa sulla traversa. Al 43esimo pericoloso inserimento di Romano in area di rigore, la sua conclusione però non è degna dello spunto personale. E finisce dunque così, dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio, terza vittoria consecutiva per il Lamezia Terme che esulta sotto i suoi tifosi. E parliamo del Paternò, reduce lunedì scorso dalla sconfitta contro la Gelbison che impatta 0-0 contro il San Luca. Che ne pensi di questo Paternò? Torrisi è diventato ormai un allenatore in voga moltissimo nel campionato di Serie D ed in modo particolare in questo girone I. Ma evidentemente si sta dimostrando un allenatore preparato, un allenatore che ha cominciato dal basso man mano, insomma ha fatto molto bene ad Aci Sant'Antonio, ha costruito il suo percorso categoria su categoria. Sì, e quindi adesso al primo anno di Serie D sta facendo molto bene perché a Paternò non è semplice fare bene perché il Paternò conosci bene la piazza anche tu, al seguito a tifosi esigenti, umorali, non ti perdonano nulla. No, questo sì, però è una tifoseria molto calda che fa sentire sempre il proprio supporto, a volte diventa il 12° giocatore in campo, è Alfio e poi per carattere secondo me si sposa molto bene in questo ambiente, però tra l'altro dobbiamo riconoscere la validità del lavoro di Alfio assolutamente. Dicevo, tra l'altro il presidente Mazzamuto insomma non aveva preventivato questa stagione al vertice, anche lui, l'ho sentito un paio di settimane fa, sottolineava il fatto che poi inaspettatamente si sono ritrovati in questa zona calda della classifica. Un po' ci sperano che insomma la magia continui, però sono con i piedi per terra. Ma vincere aiuta a vincere perché crea entusiasmo, perché crea l'ambiente ideale per lavorare durante la settimana, lavorare col sorriso fa tanto, non avere la pressione poi di andare a fare a tutti i costi il risultato perché comunque la classifica ti sorride ed è la tranquillità e quindi la tranquillità spesso ti dà qualcosina in più per poter affrontare le partite e poi i risultati vengono da sé. Certo. Guardiamoci il servizio 0-0 San Luca Paternò. Parte l'incontro, poi Bruzzaniti che riesce a servire ancora Mauro porta palla in avanti, supera 2 giocatori, arriva quasi al limite dell'aria, largo c'è il compagno e vediamo che è un gran tiro e la parata, si spingono in avanti tanto gli attaccanti del Paternò, il cross dalla parte opposta, finisce tra le mani del portiere, lancia a lungo dalla parte opposta dove Bruzzaniti riesce di tacco a potersi il pallone in avanti, cerca poi di destro il pallone, ancora il San Luca a manovrare, pallone in aria, sbuccia il giocatore numero 8, finisce intanto a terra, vediamo che l'arbitro fa accenno di proseguire, ecco intanto parte la parabola direttamente in porta ma il pallone supera la traversa, intanto si sgancia anche Basualdo, viene il pallone allargato per Camarà stringe al centro, effettua un tiro di destro, disposta la barriera da parte del portiere Latella. Vediamo un po', ecco parte Leveque, il pallone viene colpito e viene messo ma posizione di fuorigioco, precisamente ecco il 5° minuto, forse abbiamo fatto noi male
il conto dei minuti che erano trascorsi comanda la fine delle ostilità. Chiudiamo il tabellino del campionato nazionale dilettanti con il pareggio tra Troina ed FC Trapani. Un Troina che settimana dopo settimana ha già recuperato il suo handicap e adesso comunque dirà la sua per non retrocedere. Ma evidentemente ci credono nella salvezza, altrimenti magari avrebbero già mollato. Con 6 punti di penalizzazione è difficile partire quando tu sai che hai -6, guardi la classifica ti terrorizza, questa cosa ti terrorizza, però con anche se adesso, la forza adesso questa organizzativa. classifica magari spaccata così gli dà la morale, forza, perché adesso appena faranno 2 vittorie praticamente prenderanno un bel po' di squadre e quindi saranno lì per giocarsi la salvezza fino all'ultima giornata. Secondo te c'è buona possibilità? Ma guarda, bisogna vedere in società So che in settimana dovrebbero arrivare alcuni nuovi acquisti. E quindi evidentemente aver azzerato e messo altri 2 punti nel carniere, e quindi essere già +2, aver fatto 8 punti, con 8 punti significava essere una situazione tranquilla, quindi evidentemente ci credono. È normale che è un periodo negativo e che in questo periodo negativo ci siamo messi noi e noi ci dobbiamo tirare fuori. Addirittura abbiamo pure rischiato di perderla per una palla in uscita persa, però non importa, alla fine i ragazzi ce l'hanno messa tutta e ripeto, questo è un momento molto particolare e come ci siamo finiti dentro ce ne dobbiamo uscire. Ogni squadra che noi affrontiamo, visto che siamo il Trapani e noi di questa cosa ce ne dobbiamo rendere conto, ogni squadra che noi affrontiamo non è che ci mette l'energia normale, ci mette di più, se la gioca allo stremo e cerca di metterci in difficoltà, però noi in tutti i modi abbiamo cercato di fare la partita in un campo non facile visto le dimensioni, ma quello non importa, abbiamo cercato di vincerla, non ci siamo riusciti e per fortuna per un episodio negativo la stavamo pure perdendo. Noi dobbiamo uscire con l'impegno, con il lavoro e non c'è alternativa, come ci siamo finiti dentro dobbiamo trovare il modo per uscirne. Oggi il campo non è una scusante, quindi come era per noi era per loro, però dobbiamo guardare avanti e cercando di metterci l'energia giusta per vincere le partite. Adesso ci aspettano tante partite in pochi giorni, ma noi abbiamo la rosa per affrontarle, quindi sono abbastanza sereno. Ripeto, noi il Trapani abbiamo la forza per affrontare questa situazione ed uscirne. È normale che ci vuole lavoro, stare zitti e pedalare. Sia noi che loro a centrocampo ci siamo difesi bene, abbiamo cercato di ripartire, abbiamo avuto delle occasioni importanti per fare gol, non ci siamo riusciti, però la squadra è stata molto unita, ci ha provato fino all'ultimo, i ragazzi hanno spinto, sono stati spinti per essere un Trapani battagliero. Chiudendo il discorso della Serie D, voglio parlare di un derby che ci sarà proprio domenica prossima, quello tra San Cataldese e Giarre 1946. È uno dei pronostici forse probabilmente più azzardati della domenica. Guarda, è difficile perché passano entrambi un brutto momento e quindi sarà... Un pareggio potrebbe accontentare entrambe? Non saprei se un pareggio potrebbe accontentare entrambe perché a volte la divisione dei punti scontenta entrambi, però evidentemente il periodo che stanno passando entrambe le squadre non è semplice e quindi in questo momento magari un punto darebbe un po' di ossigeno a entrambe e quindi potrebbero anche battagliarsi e poi alla fine vedere come va. Vedremo cosa succederà. È difficile fare un... Sì, è vero. Infatti ti ho chiesto il pronostico su una partita veramente da prendere con le pinze. No. Benissimo. Non voglio avventurarmi. Bravo. Allora ci fermiamo, adesso c'è la pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio, parleremo del campionato di eccellenza. A tra poco.
Rieccoci di nuovo insieme, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito in diretta il martedì sera alle 21, poi con la replica dopo la mezzanotte del mercoledì. Vi ricordo che se volete rivedere questa puntata basta andare sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo oppure seguire anche la nostra pagina Facebook che si chiama Penalty. Siamo con il nostro ospite della domenica, parliamo di Ignazio Orefice che ci ha raccontato anche in maniera abbastanza dettagliata l'andamento del campionato di Serie D che segue con particolare interesse, però è anche vero che adesso parliamo di eccellenza e lo facciamo subito con il girone A. Si è giocata la nona giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Don Carlo Misilmeri batte Parmonval 3-1, Profavara batte Dolce Onorio Marsala 5-0, Rindiata Enna Calcio Castellammare, Unitas Sciacca batte Casteltermini 2-0, Agragas 2018 batte Cus Palermo 5-1, Nissa FC Monreale 0-0, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Mazzara Calcio 1-0 ed infine Canicattì batte Mazzarese.2 1-0. Vittoria fondamentale per il Canicattì, la squadra di Lillo Bonfatto con questa vittoria scavalca abbondantemente di 3 punti la Mazzarese e vola solitaria al primo posto in questo girone A del campionato di eccellenza. Guardiamo infatti la classifica, la troviamo al primo posto con 20 punti con 19 l'Acragas. Con 17 Mazzarese.2 e Oratorio San Ciro e San Giorgio con la Nissa FC. 16 punti per il Castellammare la Don Carlo Misilmeri, 13 punti per Enna Calcio e Profavara insieme all'Unitas Sciacca, 10 punti il Mazzara Calcio, 7 punti la Parmonval, 5 punti il Casteltermini, 4 punti Monreale e Cus Palermo, chiude la classifica Dolce Onorio Marsala con 2 punti. Sottolineiamo che l'Enna deve recuperare 2 partite, il Castellammare ed il Monreale solo una partita. Guardiamo anche il prossimo turno, si torna in campo domenica prossima, domenica 14 novembre, questi gli incontri. Cus Palermo Enna Calcio, Canicattì Parmonval, Castellammare Unitas Sciacca, Casteltermini Nissa FC, Monreale Oratorio San Ciro e San Giorgio, Profavara Mazzarese.2, Don Carlo Misilmeri Acragas 2018, Mazzara Calcio Dolce Onorio Marsala. Conferma del Profavara 5-0 contro la Dolce Onorio Marsala, un Marsala che insomma ha dimostrato di essere veramente la squadra cuscinetto, già il fatto che comunque non si ritira è sicuramente un pregio che va alla squadra marsalese. Dispiace perché il nome è altisonante. A Marsala secondo me manca una società seria che possa veramente progettare il grande ritorno nel calcio professionistico. Ma la società seria, programmare in eccellenza significa avere solide basi economiche e quindi probabilmente a Marsala in questo momento questo non è possibile, come non è possibile fra l'altro in molte realtà. È vero. Non si è giocata la partita Enna Castellammare, però attenzione perché questo Enna sta recuperando anche con i recuperi qualche punto. Con 2 partite da recuperare in teoria potrebbe essere a 19 punti, sì. Quindi essere in una situazione di classifica molto ghiotta. Insomma. Certo, a Enna il fatto che debbono ancora recuperare 2 partite non è certamente una cosa positiva perché poi sai deve recuperare queste partite durante la settimana, si sballa un pochettino tutto, anche una fase di preparazione. Se restano ancora 2 sole gare da recuperare c'è la pausa natalizia, a volte non è invece un male recuperare una partita magari in un periodo di sosta molto lunga perché ti consente di continuare a giocare. Questo è anche vero. E non perdere il ritmo della settimana perché 2-3 settimane di pausa a Natale in teoria potrebbero anche rompere qualche equilibrio che è dato dalla continuità della partita settimanale e quindi mettere una partita in quella settimana potrebbe essere addirittura un vantaggio. È andata bene all'Acragas, un 5-1 contro il Cus Palermo che conferma che l'intelaiatura di Giuseppe Anastasi è sicuramente solida e potrà dire la sua in questo girone A del campionato di eccellenza. Ma secondo me non è solo un problema di intelaiatura strettamente tecnica. Il
problema di organizzazione societaria. Ad Agrigento c'è fame di calcio importante. E come? Secondo me può essere l'anno buono per un ritorno in una categoria importante come potrebbe essere la Serie D l'anno prossimo. Però attenzione, se la dovrà vedere però con questo Canicattì che non molla, con questa Nissa che sulla carta è interessante. Io credo che questo Giro d'Eccellenza esprima a livello calcistico più qualità rispetto all'altro girone. Sono in molti a dirlo. Tradizionalmente è stato sempre così. Quest'anno io credo in modo particolare ci sono 3-4 squadre di livello veramente... Anche di più di 3-4. veramente eccezionale per la categoria, e quindi è difficile, sarà difficile per tutti. Però io credo che... Anche un posto nei playoff sarà difficile secondo me. Sì, secondo me sì, le prime 5 piazze saranno ambite e saranno secondo me... le squadre non saranno lontane come punti. È vero. Guardiamoci gli highlights. La vittoria 5-1 dell'Akragas 2018 contro il CUS Palermo. L'Akragas è chiamata al pronto riscatto dopo la clamorosa sconfitta di Castellammare del Golfo di domenica scorsa per 3-2. Il CUS Palermo invece domenica scorsa ha pareggiato in casa 3-3 contro la Parmonval. Fischietta in bocca per Melodia di Trapani. Temperatura intorno ai 20 gradi. Inizia adesso Akragas CUS Palermo allo stadio Seneto di Agrigento. Fischia l'arbitro, parte Majorano, palla sul primo palo di testa, Silvano, gol! Vantaggio Akragas, che gol di Antonio Silvano sotto la Sud, e l'Akragas è già avanti 1-0. Leonardi, la conclusione, rete Giovanni Leonardi al 7° minuto del primo tempo. È già Akragas 2, CUS Palermo 0. È un assedio la porta del CUS Palermo, un Akragas inferocita. E palla poi per il giovane Baio che ha spazio per avanzare e anche per crossare. Baio per Lucas Corner, Prestia in zona tiro, Prestia, la conclusione di Prestia, Carnevale, poi Baio, rete, segna anche lui il giovanissimo Baio, tap-in vincente sotto la Sud, e sono 3. Primo gol con la maglia dell'Akragas per il giovane Baio. Alioto, palla imbucata, Tuniz non si riavvede, c'è calcio di rigore per il CUS Palermo, fallo di Tuniz, sorpreso alle spalle da un avversario, il fallo ci sta tutto ed è calcio di rigore per il CUS Palermo. 38esimo del primo tempo, rigore per il CUS Palermo, pensa bene contro Di Carlo, rete del CUS Palermo, rigore perfetto di Capitan pensa bene, cambia il punteggio all'Esseneto, il CUS Palermo realizza il calcio di rigore, 3-1 per l'Akragas. Quarto della ripresa, la Vardera per Leonardi, tre piedi, si va ancora dalla Vardera, il cambio gioco a memoria, servito Baio in zona tiro, Baio la conclusione, e rete! Un gran gol del più giovane in campo in maglia bianco-azzurra, Bernardo Baio. Prestia, Baio, cross di Baio per Gambino! Che gol! Ha preso l'ascensore, è andato in cielo! E palla in fondo al sacco, colpo di testa vincente, corre anche Anastasi ad abbracciare Gambino. 92esimo, osserva il cronometro il direttore di gara, Melodia di Trapani, e finisce qui. Akragas CUS Palermo, vittoria roboante dei biancoazzurri che dimenticano la sconfitta di Castellammare con un successo netto nel punteggio e nel gioco contro il CUS Palermo. Finisce 5-1 all'Esseneto di Agrigento dopo il 3-1 del primo tempo, il 2-0 nella ripresa. Poc'anzi parlavo della Nissa che purtroppo impatta 0-0 contro il Monreale, peccato perché sono punti che poi alla fine possono servire anche nella classifica importante della zona alta. In questo momento sì, non direi che potrebbero incidere tantissimo perché siamo ancora nella fase ascendente del campionato, quindi
la possibilità di perdere punti può capitare a tutte le squadre, di perdere punti con tutte quante. Chiaramente invece il peso specifico di ogni singolo punto cambia nel girone di ritorno, dove ogni partita disputata è una gara in meno verso la fine. E sappiamo che la Nissa, insomma, ha degli obiettivi ben importanti. Ha una struttura importante, ha investito in modo importante, quindi immagino ha cambiato parecchio comunque. Ha cambiato parecchio, quindi, però ripeto, ancora il punto perso può essere facilmente recuperato e perso anche da altre squadre. Nel giro di ritorno il peso specifico dei punti invece secondo me cambia. Guardiamoci il servizio, pareggio tra Nissa FC ed il Monreale 0-0. Questa è Nissa contro Monreale, formazione padrone di casa, reduce dalla vittoria per 1-0 in casa del Mazara. Il Monreale nell'ultimo turno ha pareggiato a reti bianche contro l'Unidas Sciacca. Arbitra la partita il signor Marino di Acireale. Partiamo col fin del primo tempo, subito gli ospiti con la conclusione di Rizzo che si perde alta sopra la traversa. Al 10° si fa vedere anche la Nissa, c'è un contrasto a centrocampo, poi Seccan prova a girare il pallone sull'esterno, c'è la conclusione che viene ben parata però dal portiere Ingrassia su Priola. Al 30° Reducci ci va in acrobazia a seguito di un'azione da rimessa laterale, la sua rovesciata trova ancora l'appuntamento con la parata l'estremo difensore Ingrassia. Al 35° Seccan prova ad attivarsi sull'esterno, ancora lui riesce a resistere a un paio di cariche, serve Reducci, il pallone viene allargato sulla destra per Priola, bella azione della Nissa ma il pallone termina alto sopra la traversa, reti bianche al Tomaselli, al duplice fischio, bene la Nissa ma ancora 0-0. Questo è il risultato dei primi 45 minuti, dovrà fare qualcosa in più la formazione di mister Bognanni per conquistare i 3 punti contro un solido Monreale che ha messo in luce l'esperienza del portiere Ingrassia nel primo tempo. Al 52° si apre la ripresa ancora con la Nissa ad attaccare, Camarà decide di fare tutto da solo, ignora i compagni e i loro inserimenti, la conclusione viene deviata e sfiora solamente il palo. Al 78° dalla destra la Nissa riesce a trovare spazio, il tentativo di Reducci, ancora Ingrassia la alza sopra il legno, minuto 79, il momento di Giovanni Taormina sul terreno di gioco del Tomaselli. 60 secondi dopo c'è un calcio d'angolo per la formazione di mister Bognanni, il pallone viene scodellato dentro, Seccan botta sicura, non riesce a trovare il palo per 1 metro, resta gelato sulla linea Ingrassia che festeggia il mancato gol dell'attaccante nisseno. Al minuto 84 invece è Kebba che deve superarsi per evitare il gol beffa del Monreale. Al minuto 89 scambi della Nissa tra Reducci e Ilario, il 7 nisseno allo spazio per la conclusione, nemmeno a dirlo, Ingrassia ci mette la manona e riesce a deviare in calcio d'angolo. Il portiere è sicuramente il migliore in campo della sfida. Al 92° nei minuti di recupero cerca il Monreale di pungere in zona Kebba, ci prova ancora Davide Rizzo ma il suo diagonale finisce sul fondo, di lì a poco anche il triplice fischio al Marco Tomaselli, né vinti né vincitori tra Nissa e Monreale, finisce 0-0. Chiaramente la Nissa anche in trasferta, disputando partite con squadre molto forti, è riuscita a far bene. In campo vola, a Caltanissetta non riusciamo a esprimere il nostro gioco e questo mi dispiace per il nostro pubblico perché viene qui e vorrebbe avere delle soddisfazioni dalla parte della Nissa, della propria squadra, della squadra che sostiene. Io ringrazio le persone che ci seguono e alle quali io voglio dare il massimo. Il massimo questo campo purtroppo non ce lo può offrire. Vedete in che condizioni si trova. Questo campo agevola sempre chi viene qui per difendersi. Sprechiamo perché il campo non permette di finalizzare l'azione, perché palle che noi giochiamo di prima e segniamo fuori casa, qui noi non riusciamo a segnare perché dobbiamo aggiustarci 2 o 3 volte il pallone. Quindi siccome noi investiamo tempo, denaro, risorse, impegno, cuore, anima e tutto quello che abbiamo dentro per questa squadra, io non sono più disposto a continuare a giocare a Caltanissetta. Quindi se c'è una città di Sicilia disposta a ospitare la Nissa, io sono ben felice di andare a giocare lì. La vediamo tutti allo stesso modo. Andiamo a giocare fuori casa in un campo sintetico contro qualsiasi tipo di avversario. Noi cerchiamo di fare la nostra bella partita. Siamo andati a vincere fuori casa spesso, la squadra gioca in casa. Vedete tutto il campo, potete entrare, lo potete vedere. Per pulire una palla i ragazzi la devono toccare 2 o 3 volte. Perdiamo tempi di gioco, perdiamo occasioni da gol. L'avversario che viene qui si viene a difendere, gioca con 2 linee, una di 4 e una di 5, giocano 4-5-1 tutte e ricercano la ripartenza. Ostruzionismo.
il campo è quello che è. Noi abbiamo spinto l'amministrazione per darci una mano, purtroppo vediamo che miglioramenti non ce ne sono, la situazione è quella che è. In campo i ragazzi perdono sempre tempi di gioco e perdono sempre, non riusciamo a giocare palla a terra, il problema è questo. Noi siamo lanista, se c'è un avversario più forte di noi e merita, è giusto che vince, ma ogni partita, ogni discussione in casa, mandano queste terne arbitrali, poi i risultati si vedono, ci saranno le immagini, hanno visto tutti, anche oggi 2 o 3 rigori clamorosi. Noi siamo Lanissa e pretendiamo rispetto, perché Lanissa è una piazza storica blasonata. Noi vogliamo il nostro, non vogliamo nulla in più. Io non mi sono mai lamentato degli arbitri e non lo farò neanche stavolta, però qualcosina si deve dire, altrimenti la prossima partita in casa sarà sempre la stessa cosa. La vera e propria squadra rivelazione di questo girone A del campionato di eccellenza è sicuramente l'Oratorio San Ciro e San Giorgio di Marineo. Ennesima vittoria, questa volta tra l'altro contro un Mazzara che era pronosticata all'inizio stagione come una delle squadre sicuramente più forti di questo girone A. Che succede a Mazzara, ma soprattutto complimenti alla squadra di Marineo. Complimenti a questa squadra che confesso di non conoscere molto. Sono in pochi a conoscere. Però evidentemente la bontà dell'impianto viene dimostrata dai risultati, quindi se stanno continuando a fare questi risultati dopo tutte queste giornate non è un caso, il caso può essere 1, 2, 3 partite, poi invece diventa... Anche perché dopo 9 giornate hai tutti questi punti, qualche cosa di positivo devi averla. Invece mi meraviglio del Mazzara perché per tradizione e poi aver diviso secondo me le forze a Mazzara con Mazzarese e Mazzara secondo me è uno svantaggio. E chiudiamo il girone A del campionato di eccellenza con la sorpresa positiva della vittoria fuori casa del Canicattì 1-0 contro questa Mazzarese .2, una conferma per la squadra agrigentina. È l'anno buono? Potrebbe essere l'anno buono. Canicattì ha un substrato economico importante perché sono presenti sul territorio molti imprenditori dell'alimentare che tengono alla squadra, proprio lo so per certo perché conosco la realtà da molto vicino. C'è un allenatore giovane. Hanno investito su un allenatore giovane. Negli altri anni hanno puntato anche sul nome importante dell'allenatore che stranamente comunque poi ha tradito un po' le aspettative. Hanno tradito un po' le aspettative. Adesso con l'arrivo di Bonfatto comunque questa squadra sta dimostrando secondo me di avere delle buone qualità, anche di gioco. Allenatore giovane non significa allenatore sprovveduto. Certo. Allenatore giovane significa spesso allenatore con nuove idee, con metodi nuovi, con una ventata di novità, di leggerezza, di entusiasmo. Chiaro. Quindi se questa la associ a un impianto di squadra importante, magari esiste perché i nomi importanti ci sono a Canicattì. A Canicattì ci sono, evidentemente il risultato poi finale è questo campionato di vertice che secondo me fino adesso è meritato. Bene, allora a questo punto guardiamoci il servizio, la vittoria 1-0 del Canicattì contro la Mazzarese .2. Aldino Vaccara di Mazzara del Vallo si gioca il big match della 9ª giornata del campionato di eccellenza siciliano per il gruppo A, le prime della classe a pari punti. Mazzarese contro Canicattì, formazione di mister Bonfatto, reduce dal pari esterno per 0-0 sul campo del Pro Favara. La Mazzarese invece ha pareggiato per 1-1 contro la Don Carlo Misilmeri. Arbitra la partita il signor Michele Belgrano di Rimini, assistenti Rallo di Marsala e Ferrara di Palermo. Partiamo col film del primo tempo, ci prova subito il Canicattì, il pallone arriva dalla sinistra dove c'è Benny Raci, la sua girata mancina vale il vantaggio, nemmeno un minuto e la formazione di Bonfatto è avanti con il gol dell'ex dattilo. Benny Raci, la sua volée mancina, non lascia scampo al portiere avversario di prima intenzione, mira il palo più lontano al 13°, azione mazzarese, il tentativo da tiro da fermo, il colpo di testa però finisce alto sopra la traversa di Guddo. Al 33°, ancora Mazzarese dai 35 metri secum, nessun problema per il portiere del Canicattì, va in archivio
vivi un primo tempo che dice Canicattì 1, Mazzarese 0, poche emozioni, ma ciò che è più importante è il gol realizzato dopo 60 secondi da Benny Iraci, che consegna i parziali 3 punti alla formazione di mister Bonfatto. Nel secondo tempo parte forte la Mazzarese con Eton che cade in area di rigore per un tocco di pettinato, ma per il direttore di gara non c'è nulla, si può proseguire. Cambio tra i pali della Mazzarese, entra Giordano, esce De Miere al 63esimo, ancora Elton protagonista, il suo mancino termina alto sopra la traversa. Minuto 65, il momento di Madera al posto di Gueye al 72esimo, ancora cambi per mister Bonfatto e il momento di Gradito al posto di Iezzi al 75esimo, attacca il Canicattì, pallone messo dentro dai Iraci, la sfera arriva fuori per Garufo, prova a piazzare il destro, pallone che finisce fuori di poco al 78esimo, calcio di punizione per la Mazzarese, ci prova Elton direttamente verso la porta di Good che riesce però in due tempi a dire di no. All'80esimo è il momento di Cadernicchia per Iraci, 3 minuti dopo lo stesso Cadernicchia riesce subito a mettersi in luce nella nuova offensiva firmata Canicattì per vie centrali, poi lo scarico per il neo entrato che si coordina per il destro, il pallone però sorvola la traversa al 90esimo, l'ultimo tentativo dei padroni di casa, il pallone carambola vicino all'area di rigore, dal limite Messina prova la coordinazione, il portiere Guddo blocca a terra e festa allora per il Canicattì che conquista la prima posizione adesso in solitaria dopo la vittoria di misura firmata Benny Iraci che permette di espugnare il campo della Mazzarese. È tutto allora dal Dino Vaccara, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Le partite abbiamo preso gol a 30 secondi dall'inizio, quindi allora va tutto in discesa, noi siamo stati costretti ad attaccare per 89 minuti, si perdono le partite, finendo si pareggiano, l'importante è che abbiamo dimostrato di superarci la maglia, di poter stare insieme agli altri per lottare, abbiamo fatto complimenti ai ragazzi, non ho niente da dire, solo che dobbiamo essere un po' più cinici sotto porta, dobbiamo cercare di studiare qualcosa per creare qualcosa di più. Fino alle 3/4 andiamo bene, poi magari qualche cosa alla fine dall'ultimo passaggio ci sta mancando. Cerchiamo di lavorare settimana per settimana per migliorarci, però dico che alla fine credo che i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare, abbiamo fatto quello che era giusto fare e ci è mancato solo il gol. Complimenti a loro che hanno difeso questo gol fatto a 30 secondi all'inizio del Canicattì, hanno difeso a denti stretti, dobbiamo fare solo complimenti. Credo che oggi uno si sia divertito quanto meno. Ringrazio a tutti per essere stati presenti, ringrazio sempre gli sponsor che ci permettono di continuare a fare questo campionato d'alta classifica. Sta a noi riuscire a rimanere più su, non ci dobbiamo abbattere perché ho detto ai ragazzi che tutto sommato abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti. E abbiamo fatto col subito, ma tra virgolette sapevamo di affrontare una grandissima squadra che l'ha dimostrato anche oggi, anche sapendo che aveva fatto degli acquisti importanti, però noi l'abbiamo preparata bene, i ragazzi hanno avuto quello spirito di sacrificio che ci deve contraddistinguere, siamo stati molto, molto umili e abbiamo lottato su tutti i palloni, quindi ci prendiamo questa vittoria, siamo contenti. Siamo primi in classifica, però ripeto, è un campionato sempre difficile, sempre complicato. Ogni domenica ci saranno sempre partite difficili e complicate. Un in bocca al lupo dunque alla squadra di Canicattì che tra l'altro domenica prossima avrà una partita abbordabile contro la Parmonval. Comunque è anche vero che bisogna sempre stare molto sul pezzo, non bisogna mollare un attimo perché poi sono queste le partite che vanno vinte giocando a pallone. Sì, quello sì, ma bisogna dimenticare di settimana in settimana quello che di buono o di cattivo si è fatto e affrontare la partita successiva come se fosse la più importante, quindi partita dopo partita. Condivido. Allora Ignazio, siete fermi nel campionato di promozione, si è giocato il turno di Coppa Italia, ritornerete in campo chiaramente domenica prossima. Voglio parlare un attimo di questo Bronte che sicuramente attualmente è ultima in classifica, ma mi hai ampiamente assicurato che la voglia di resettare e ricominciare e soprattutto conquistare una salvezza è un obiettivo importante per voi
come brontesi, ma anche per la società. Per noi brontesi è un punto d'onore, perché indossare la maglia, e fra l'altro tu sai bene che a Bronte la maglia la indossano pressoché i brontesi provenienti dai nostri settori giovanili. È ritornato Tonio Refice, che è un brontese doc. Che giovanissimo non è, però va bene pure. Secondo me ci può dare una mano importante, certo, in termini di esperienza, di certo, tranquillità, di gestione della partita, che è quello che un po' ci manca. Prendiamo qualcosina che ci manca dall'Interland, i nostri giocatori che vengono da più lontano, vengono da Randazzo. Ma ci può pure stare questa cosa, attenzione. E quindi per noi la categoria è la più importante che possiamo tenere. Chiaro. E lotteremo fino all'ultimo per cercare di tenerla. Io sono molto fiducioso, perché vedo allenare la squadra durante la settimana, entusiasmo, risponde bene, risponde, quindi è consapevole del fatto che magari non merita a questo punto la classifica che abbiamo. Meritavamo sicuramente qualche punto in più, però il campo è quello che c'è tempo, mai, c'è tutto ancora il tempo necessario per resettare. Quello dice e quello dobbiamo prenderci. Certo. Ignazio, tu sei un componente del Consiglio AIAC di Catania. Come tu ben sai, noi abbiamo sposato il progetto del presidente Tosto. Ogni mese c'è la presenza fissa dell'AIAC all'interno di Penalty, però è anche vero che tu, essendo delegato proprio della zona brontese, hai anche delle iniziative particolari che vuoi promozionare. Io sono delegato per la zona pedemontana, sì, quindi la fascia pedemontana dell'Etnea. Abbiamo fatto delle iniziative durante, prima dell'estate, gli incontri sul territorio, così come ha voluto il nostro Presidente, spostarsi proprio ed incontrare sul territorio. Questa è stata un'iniziativa che ha avuto un successo fortissimo nell'ambiente del mondo degli allenatori. Siamo stati ad Adrano, abbiamo incontrato molti allenatori. È arrivata a tutti coloro che sono interessati dai corsi di aggiornamento una mail, controllate per qualcuno che ancora non lo ha fatto, per il corso di aggiornamento B31. Deve essere chiaramente un associato AIAC possibilmente, perché così c'è la possibilità di avere anche delle scontistiche particolari. Perché è possibile scegliere l'aggiornamento territoriale che si terrà a Via Grande giorno 22, sì, e ci dà la possibilità di mantenere valida e attiva la nostra licenza, che come sapete ormai da qualche annetto è sottoposta alla validità da parte del settore. Gli aggiornamenti servono per tutti. Servono per tutti, fondamentale. Ma l'introduzione dell'obbligo dell'aggiornamento secondo me è stata una conquista molto importante da parte dell'AIAC. Condivido. Tesserarsi fa sì che il costo dell'aggiornamento è di solo 15 euro, quindi conviene associarsi all'AIAC per tutta una serie di motivi. A breve ho chiesto al nostro caro Ettore di fare una promo dei nostri servizi che magari non tutti conoscono e non tutti arrivano. Faremo questa promo dove spiegheremo punto per punto i servizi che l'AIAC offre, e magari sarà veicolata attraverso i social, dei social, e di questo ti ringrazio. Ci mancherebbe. D'altra parte io sono della famiglia AIAC, mi sembra giusto e doveroso, insomma, promozionare, quando si fa parte di una famiglia, tutte le varie iniziative. Quindi ripeto, controllatevi la mail che se è arrivata, potete scegliere di andare a fare il territoriale, ed è giorno 22 a Via Grande, che ci permette di mantenere la nostra licenza in modo attivo. E poi soprattutto, in questo caso, un messaggio forte e dichiarato da parte di chi è già associato AIAC: chi non lo è, lo faccia subito, perché in quella maniera ci sono ulteriori garanzie sul lavoro che si svolge in società. Questa è una storia lunga, una vita. Molti snobbano questa associazione sbagliando. Sì, secondo me sì, perché l'associazionismo è una cosa importante. Se abbiamo ottenuto dei risultati è grazie alla forza dei numeri, perché sono i numeri che poi uno va a mettere sul tavolo della trattativa, e associarsi significa avere una tutela legale gratuita, avere il diritto all'accesso al fondo di solidarietà che ti permette quantomeno di recuperare qualcosa del tuo contratto, una serie di vantaggi. Vantaggi che si hanno solo ed esclusivamente se si è tesserati AIAC. Anche se uno non fosse interessato, c'è la possibilità di avere
il corso di inglese da campo gratis, l'abbonamento gratis a YouCoach, insomma una serie di servizi che vi diremo meglio quando veicoleremo questo messaggio. Bene, allora io ti ringrazio Ignazio, come al solito è sempre un piacere averti in trasmissione qui a Penalty, perché insomma parlare di calcio con te mi diverto, perché insomma abbiamo legato insieme momenti particolarmente belli, amari e belli, entrambi, e questo completa anche il nostro rapporto di stima reciproca. Ci vedremo presto, in bocca al lupo a Bronte. Grazie. Perfetto, noi a questo punto ci fermiamo, abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, tra poco di nuovo in studio il girone B del campionato di eccellenza e soprattutto un nuovo ospite. Da grande sarò una ballerina. Da grande farò il dottore per guarire tutti i bambini. Da grande voglio fare il pompiere. Il futuro dei bambini ammalati di neuroblastoma è incerto. Permetti ad ogni bambino di realizzare i propri desideri. Il neuroblastoma è la prima causa di morte per malattia in età prescolare. Aiutaci a sconfiggerlo, trasformando la disperazione dei genitori in una speranza concreta. La ricerca scientifica è l'unico reale strumento per contrastare la malattia. Il nostro sogno è quello di guarire tutti i bambini malati di neuroblastoma. Possiamo farlo con l'associazione che sostiene la ricerca d'eccellenza in Italia. Per Natale aiutaci e dona un futuro ai bambini per realizzare i loro desideri. Scegli i doni dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma. Grazie di cuore. Eccoci rientrati, siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito l'appuntamento del martedì sera, parliamo solo di calcio dilettantistico, abbiamo già messo da parte il campionato di Serie D e anche il girone A del campionato di eccellenza, mentre adesso il girone B lo vivremo insieme ad un altro allenatore, Santo Mazzullo, che saluto, l'allenatore del Club Calcio Vittoria, che è ritornato finalmente ad assaporare anche il gusto di partecipare a campionati dilettantistici, sperando anche in tempi migliori. Non so se sia d'accordo, Santo. Assolutamente sì, ti dico che sono in una piazza importante, una piazza che ha fatto la Serie C, una piazza che in ogni partita che noi facciamo, abbiamo fatto già 7 partite, in casa ne vengono 350-400, ma sempre perché... E ancora non avevate il vostro stadio, c'è il problema del Covid, quindi c'è una capienza ridotta. Tu figurati che domenica abbiamo giocato, 2 domeniche fa abbiamo giocato a Gela, c'erano più di 250 ultra a Gela, quindi immaginati la fame di calcio che c'è a Vittoria. Sono onorato di essere l'allenatore di questa squadra, perché tutti i giorni la si vive solamente di pane e calcio. Bene, questa è quella che più ci piace come notizia, no? Poi insomma tu vivi di calcio e quando finalmente ti mettono a disposizione mezzi e ambiente, un allenatore si carica di più, no? Sì, anche perché come tu ben sai io sono stato sempre fuori ad allenare, per me questa è la mia prima esperienza importante in Sicilia, perché sono stato all'Orlandina, ma se ti ricordi fu un'esperienza esatto, un po' drammatica anche, quindi voglio dire una chiamata del Vittoria come mia prima esperienza è positiva e soprattutto motivo di orgoglio, anche perché mi hai detto che insomma la società ha degli obiettivi importanti, quindi il fatto di far parte di questo progetto dall'inizio ti si stimola ancora di più la voglia di metterti in gioco. Sì, non ti nego che io in settimana già ho parlato con la società, ci siamo raccordati un pochino sul da farsi a dicembre, no? Ma nello stesso tempo la società mi ha detto che ha un progetto importante per quanto riguarda lo stadio, perché praticamente, come tu ben sai, dalla settimana prossima abbiamo finalmente il nostro stadio, e praticamente la società ha già consegnato al sindaco un progetto che sicuramente partirà ovviamente dopo il campionato. La società vuole fare il manto erboso in sintetico, dalla prossima stagione molto probabilmente vuole partire con la scuola calcio, settore giovanile, quindi il Vittoria è programmato e progettato per andare in categorie che secondo me merita. Sono assolutamente d'accordo. Iniziamo a parlare del campionato di eccellenza, il girone B.
Nona giornata, subito i risultati, ecco il tabellino. Città di Taormina Carlentini 1-1, Acicatena batte Nebros 3-0, Virtus Ispica 2020 batte Atletico Catania 1-0, Leonzio 1909 Ionica FC 0-0, Ragusa Calcio Igea 1946 2-2, Real Siracusa Belvedere Santa Croce 2-2 ed infine Palazzolo Città di Via Grande 2-2, ha riposato il Città di Siracusa. In testa abbiamo un terzetto con 17 punti, Igea 1946, Ragusa Calcio e Ionica FC, con 13 Nebros, Città di Taormina, Carlentini, 12 punti per la Cicatena, 11 per la Leonzio 1909, 10 punti per la Virtus Ispica 2020, 8 punti per Real Siracusa Belvedere ed SC Palazzolo, 6 punti il Città di Siracusa, 5 il Santa Croce, 1 punto il Città di Via Grande, chiude la classifica l'Atletico Catania con 0 punti. Partiamo subito dal pareggio 1-1 tra Città di Taormina e Carlentini. Un Città di Taormina, mister Mazzullo, che forse probabilmente deve ancora completare il suo progetto di forza all'interno della sua mentalità, che è comunque già vincente. La Città di Taormina ha una squadra importante, ma vado oltre. Ha una società molto importante, una società composta da gente seria, da gente che chiama il calcio, come il presidente Lorè. Poi c'è anche Carmine Coppola che fondamentalmente è una persona che dà una mano al settore giovanile presidente. È fortissimo. Il settore giovanile, tanta roba. Io ho avuto il piacere e l'onore di giocare contro il Città di Messina quando loro erano lì, e Carmine Coppola siamo molto amici perché lui ha sposato il mio credo di calcio, ci sentiamo spesso, anzi ti dico anche la verità, quando abbiamo vinto le partite mi ha anche chiamato, bene, sono contento. Mi ha fatto anche complimenti. Città di Taormina è una realtà importante, quindi tutto quello che ha fatto fino ad oggi fondamentalmente è tutto di... Manca ancora qualcosina secondo te? Secondo me no, perché io devo mettere sempre, essendo un allenatore, ti dico che c'è anche un avversario, e secondo me il Carlentini non è una squadra malvagia, assolutamente. Natale Serafino sta facendo un grandissimo lavoro, e se ha fatto 1-1 a Taormina, evidentemente il risultato è pure giusto, e do anche merito al Carlentini, assolutamente. Certamente, guardiamoci gli highlights, pareggio 1-1 tra Città di Taormina e Carlentini. Dopo 2 lunghissime settimane senza calcio giocato e con pochi allenamenti sulle gambe, il Città di Taormina torna finalmente in campo per affrontare la Bacigalupo e il quotato Carlentini. Una partita che si annuncia molto interessante tra due squadre appaiate a quota 12, con la classifica ridisegnata dal ritiro dell'Aci Sant'Antonio. Settimo minuto di gioco, c'è Quintoni sul pallone che sventaglia a sinistra, Ursola mette di prima intenzione, Abate e Fama non trovano il pallone, ma c'è Alessio Emanuele e il Città di Taormina è già in vantaggio. Sono passati appena 7 minuti di gioco, Città di Taormina Carlentini 1-0, la sblocca Alessio Emanuele al terzo gol del suo campionato. Emanuele di prima intenzione, Abate, salvo strano, Fama, bella questa manovra tutta di prima del Città di Taormina, Pantano! C'è la super scivolata di San Giorgio che lo chiude. Si ripartirà con una rimessa dal fondo. Daniele Scapellato si accentra, calcia col destro, Cirnigliaro con i pugni, respinge. È uno schema. Quintoni e Urso. Fa Quintoni, la mette dentro. Trovato, fa da sponda, Abate sul fondo, ma l'arbitro segnala un fuorigioco che non c'è. Spampinato movimento che elude Emanuele, la spizzata di Quintoni e sbuca sul secondo palo Daniele Scapellato e c'è il gol dell'1-1. Minuto numero 24, il Carlentini ha già pareggiato, era stata buona la reazione degli ospiti al vantaggio di Alessio Emanuele. Daniele Scapellato riceve il solito movimento a rientrare, va col destro, Cirnigliaro respinge in qualche modo, poi addirittura col tacco Urso, prova a perfezionare il disimpegno ma è travolto da Lanza. Quintoni, il calcio d'angolo verso Urso, sguardo dentro, la mette, c'è Tornatore che la tocca, proteste vane, non la tocca col braccio il numero 5 del Carlentini. Daniele Scapellato la sventaglia verso Spampinato, destro alle stelle.
Finisce qui 1-1 dopo 7 lunghissimi minuti di recupero. Città di Taormina che avrebbe forse meritato la vittoria ai punti, ma è stata davvero una gran partita contro un avversario di altissimo livello come il Carlentini. In questo girone, come tu ben sai, si è ritirato l'ACI Sant'Antonio. Stendiamo un velo pietoso perché insomma dovremmo fare una puntata solo su quello che è successo ad ACI Sant'Antonio, però è anche vero che è impensabile che si è arrivati dopo 9 giornate senza avere la certezza di proseguire una stagione. Dispiace tantissimo perché fondamentalmente l'ACI Sant'Antonio lo scorso anno con Alfio Torrisi è stata una realtà importante, ma lo è secondo me, ancora, perché ACI Sant'Antonio per il bacino di utenza non può. Io quando ho sentito che l'ACI Sant'Antonio si è ritirato mi sono rattristito tantissimo, anche perché penso a tutti i ragazzi che facevano parte della squadra, allo staff tecnico che lavorava lì, che ha progettato una preparazione, ha buttato anche lavori di giorni e poi alla fine arrivano queste situazioni. Io sono sempre del parere che quando una società, non me ne voglio l'ACI Sant'Antonio perché può essere qualsiasi altra società, non ha la forza di poter fare un campionato, deve... Meglio che non lo inizi. Assolutamente, perché dopo 9 giornate è un campionato falsato, secondo me. È vero, è vero, è vero. Parliamo invece un po' della Leonzio, che ha finalmente un nuovo presidente, hanno fatto le cose alla grande, devo dire. Forse probabilmente hanno pagato lo scotto di aver iniziato un po' troppo tardi il progetto Eccellenza, quindi adesso in corsa debbono mettere i tasselli giusti. Però io sono molto ottimista. Il progetto Leonzio è quasi quasi come il progetto del Vittoria Calcio, no? Che noi abbiamo dovuto iniziare il campionato, il ritiro il primo di settembre, quindi praticamente quasi a ridosso della Coppa Italia. Abbiamo la stessa storia, però 2 anni fa la Leonzio era in Serie C, una città come Lentini penso che nell'arco di un paio di anni col nuovo presidente, poi c'è anche Marco Coppa che conosco, è anche un bravissimo allenatore, penso che nell'arco di un paio di anni anche loro andranno nei campionati che meritano, perché ovviamente Lentini quantomeno merita la D. Attenzione perché ha pareggiato 0-0, ma contro questa Ionica da prendere con le pinze. La Ionica, molti ne parlano, dicono ma come mai la Ionica? Ma la Ionica non sarà lì per caso. Assolutamente, è una gran bella squadra, ha un'intelaiatura di argentini importanti. Io ho parlato con uno dei loro procuratori perché volevo portare qualche ragazzo e loro hanno ragazzi che veramente lì in Argentina hanno fatto faville, quindi non è assolutamente una meteora. È una meteora secondo te anche l'Igea 1946 nel progetto, oppure sarà l'anno buono perché a sua volta Barcellona Pozzo di Gotto possa ritornare nel calcio che conta? Io penso che l'Igea insieme alla Ragusa siano le squadre migliori di questo campionato. Hai visto giocare? Sì, ho visto giocare sia il Ragusa, abbiamo fatto anche un amichevole. Praticamente ho visto giocare l'Igea contro la Cicatena, poi io abito nell'albergo dove l'Igea viene quando viene a giocare dalle nostre parti, quindi ieri ci siamo incontrati con i giocatori dell'Igea che sono arrivati nell'albergo dove io abito, ma una squadra importante, c'è una squadra che se tu gli metti 2 o 3 tasselli importanti possono fare assolutamente la Serie D. Tra l'altro hanno pareggiato proprio a Ragusa, guardiamoci gli highlights.
Si è conclusa 2-2 invece la partita tra Real Siracusa Belvedere e Santa Croce. Santa Croce, provincia di Ragusa, quindi provincia che insomma ti riguarda in prima persona. Santa Croce, Comiso, Vittoria, Ragusa, tutte realtà scicli che comunque hanno fatto grande la provincia di Ragusa, che adesso da un paio di anni a questa parte soffre, secondo me, una non continuità. Io metto anche il Modica. Metterei anche il Modica, giusto? Sì, sì. Sì, Marina, non c'è continuità però. No, non c'è continuità, però ripeto, il bacino del Ragusano è un bacino importante. Io ogni 2 giorni incontro Fabio D'Acosta che gioca col Santa Croce, no? Ci parliamo e lui mi dice che lì hanno una buona squadra. Sono partiti un po' in ritardo, però io penso che loro alla fine sono un po' attardati adesso, ma usciranno fuori perché loro hanno anche loro una buona squadra. Voglio chiudere il discorso riguardante il girone B del campionato di eccellenza con una postilla dedicata al Città di Siracusa. È arrivato Mascara, mister Santo, Mazzullo, forse doveva arrivare qualche altro giocatore, troppi punti a questo punto separano la zona calda della classifica per la squadra siracusana. C'è tempo per recuperare? Sì, assolutamente sì, ancora. Noi siamo alla 7ª giornata e penso che sia la stessa cosa anche per il campionato di eccellenza. No, eccellenza sono alla 9ª. Alla 9ª, va bene, alla fine sono solamente 2 giornate. Sì, è vero, il Siracusa è un po' attardato, ma penso che con l'arrivo di Peppe Mascara, io penso che lui, ovviamente per la grande esperienza che ha, sicuramente farà arrivare qualcuno lì a Siracusa. C'è tanta fame di calcio e penso che anche loro nell'arco di un paio di anni, se non 1 o 2 anni, arriveranno anche nel calcio che contano. Però ci sorge spontanea la solita domanda: ma è mai possibile che a Siracusa 1, 2, 3 anni e poi si ricomincia da capo? Non è possibile. È un errore che si continua a fare. Assolutamente sì, però credimi, ti dico, la pandemia ha tolto tante forze anche economiche agli imprenditori, perché c'è tanta gente che fondamentalmente viene anche licenziata, quindi se si viene licenziata la gente non si pensa poi a fare del calcio. Però, ripeto, Siracusa come Lentini, come Vittoria, come Ragusa sono piazze che hanno bisogno del grande calcio e penso che nell'arco di qualche anno ne arriverà anche da loro. Speriamo, speriamo. Senti, per chiudere, un pronostico certamente troppo anticipatore, però è anche vero che mi piace un po' stuzzicare i miei ospiti. Allora abbiamo i GEA 1946, Ragusa Calcio e Ionica che attualmente sono al primo posto in classifica. Secondo te tra questi 3 nomi potrebbe uscire la squadra vincente? O metti dentro qualche altra squadra? No, qualche altra società? Secondo me una delle 3 sarà quella che poi alla fine finirà il campionato e andrà in Serie D. Io ti dico la verità, secondo me quelle che sono più accreditate, non me ne voglia la Ionica, io metto i GEA Ragusa. Benissimo. Scusami, vorrei fare un grandissimo complimento all'amico mio Vittorio Iemma, no? Certo. Che noi parliamo sempre delle grandi squadre. L'abbiamo avuto ospite la settimana scorsa. Però Vittorio sta facendo un grandissimo lavoro ad Acicatena, sono contentissimo. Io ogni volta che finisco la partita, ci sono quelli che vanno a guardare l'Inter, il Milan, la Juventus, si vado a guardare sempre cosa ha fatto Vittorio. Perché per me, oltre ad essere un grande allenatore, è anche un amico. Quindi è vero. Io sono contento del lavoro che sta facendo lui e del presidente Giannetto. Perfetto. Allora a questo punto, dato che abbiamo concluso la presentazione dei 2 gironi del campionato di eccellenza, arriva il punto di Giampaolo Montineri. Buona settimana dal Monti, al Gol TV, anche a Penalty, e siamo nel racconto di quello che è successo nel weekend, ma anche in proiezione della settimana di San Martino. Zippole e bene. In siciliano diciamo che ha pigliato 4 zippole, l'ha portata a casa a Cippira 4 zippole, cioè ci sta. Però è stato un weekend dove non ci sono stati la quantità di gol, soltanto nel girone A un 5-0, però nel girone A
c'è una continuità che non c'è nel girone B, come se non fossero tutte e due della stessa lega siciliana, no? Più articolato, più complesso, più vivo, più robusto il girone A, dove si notano, no? le squadre forti. Canicattì in assoluto, per quanto mi riguarda, da tempo la squadra dell'eccellenza siciliana. Io credo che sia anche voluta questa gestione di non andare in Serie D per non avere il problema del campo. A questa società, se gli fanno l'ammodernamento del campo, è una società che può tranquillamente, secondo il mio parere personale, vivere e rappresentare bene la Sicilia in Serie D. I giganti hanno fatto un passo importante sia nel recupero che nella partita di domenica, si sono piazzati lì. Adesso hanno l'idea di presentare un ammodernamento dell'Essenneto e poi comunque litighi con la politica. Le due cose non vanno a pari passo. La politica è molto importante e invadente allo stesso tempo, non la puoi togliere. O decidi di toglierla, ma se decidi di toglierla non avresti mai avuto il campo. Perché è proprio lì il discorso. Gestione pluriennale, ma ci vuole un percorso completamente diverso. Un campo di calcio per la politica è un campo importante, dove vengono decise e condizionate tante scelte. Quindi se un giorno dici grazie alla politica e secondo dopo un periodo dici no, la politica non va bene, è perché la politica non ha i tempi nostri. La politica non ha mai realmente in un certo senso interessato i ritmi della vita quotidiana, ha i suoi tempi. Come il calcio non è un altro sport, il calcio è un altro mondo e lo abbiamo vissuto durante i 2 anni di blocco totale, no? Come il calcio si sia completamente distinto. Accettare questo e integrarsi e adeguarsi velocemente. Poi se tu hai i soldi, c'è uno sponsor investimento, presenti il progetto. Presentano il progetto e lì la politica però deve fare il suo percorso. Riunirsi, un consiglio comunale, i dirigenti, la prospettiva, come questo investimento e perché, e la certezza che poi tutto avvenga. E questa è la difficoltà. Quindi politica e sport, politica e calcio è tipo apri scolancingo, poi c'è chi dura o non sa fare giocare a combinare danno o riesce a fare il colpo di genio e rimane nascosto fino all'ultimo punto. Quindi, però, ripeto, per quanto riguarda il girone A, le Mazzaresi cadono tutte e due nella stessa domenica, in una città che guarda la domenica con quel sentore dello 0 punti raccolto, ma hanno due storie adesso completamente diverse. Il Mazzara un po' più, tra virgolette, morbido, semplice. La Mazzarese ieri perde in casa nello scontro diretto, ma non è facile da mettere da parte per tutta la stagione, ed è un mese dove, devo dire la verità, per noi, ma soprattutto per gli allenatori, avranno gli stessi giocatori per un mese. Non stanno coscando che il giocatore viene mandato, un giocatore se ne va e te lo trovi avversario esattamente dopo 7 giorni. Quindi questa cosa è una cosa che ci farà capire come sono gli equilibri delle squadre. La colpa non è sempre dell'arbitro, capita che l'arbitro fa l'errore, stavo dicendo, però non è sempre dell'arbitro la colpa. Tu te la devi prendere con i tuoi attaccanti che non fanno gol, tu te la devi prendere con il difensore che fa la frittata, tu te la devi prendere con l'organizzazione in campo. Non sempre nemmeno l'allenatore ha colpa, perché se il giocatore è perso che è vero, va bene, quindi è prendere per buono sempre ogni cosa. Ci sono presidenti che amano le sfide e in questo caso Castelnuovo ha una sfida pazzesca con la Pannonval e si è incazzato come una iena ridens per quello che l'arbitro non ha dato contro nella partita di sabato. Presidente, tanto passa e cabanna e passa da banda nell'arco dell'anno, pensa è ancora novembre, ma la tua è una sfida delicata perché hai scelto un prodotto, quindi il progetto Pannonval, che era già delicato di per sé, quindi però c'è tempo. Se tu vuoi questa squadra salvarla hai il tempo, se tu pensi che questa squadra la voglia portare nei playoff è una bella gussa, dove comunque ci sono anche queste, perché inseguire non è mai come essere davanti, inseguire non devi mai perdere un attimo, mai, quindi mai, e chi insegue stanca. Quindi questo è il passaggio dell'eccellenza.
Girone B di eccellenza che è fermo e indietro di 2 turni con il Girone A, hanno pareggiato tutti, ma tutti, 0-0 e 2-2 soprattutto. Ma queste rimonte o questi pareggi rimontati, la colpa lì chi ce l'ha? È come se t'ambazzo da maionese, un ha sbagliato. Invece chi fa uno step importante sono 2 piccole società. La Virtus Ispica che riesce a vincere in trasferta contro la Teo Catania 1-0, questo vi fa capire o è proprio debole anche la Virtus Ispica o la Teo Catania si sta mano a mano organizzando. Quindi buone che hanno incontrato la Teo Catania durante l'inizio della stagione. Invece la Virtus Ispica 1-0 è da capire anche lì la Virtus come sta, come vive, per individuare di fatto chi sarà l'altra a retrocedere direttamente, perché la Sant'Antonio morì, dobbiamo dire questo, e anche ai presidenti è facile fare una società, entusiasmo, vabbè adesso 20.000 euro, no, e dare continuità, società che poi non aveva nemmeno settore giovanile, quindi occhio ai giocattoli che gestite, occhio ai giocattoli che poi vi volete tenere per forza. E il giocattolo spesso in effetti va che si rompe e si butta senza pensare che poteva giocarci qualcun altro o che ci siano dei bambini che possono giocarci. Quindi entrare in quest'ottica non è bello, anche se è una normale cattiva abitudine. Quindi c'è sempre una squadra che riposa, l'allenatore della squadra che riposa può andarsi a vedere la partita dell'avversario che ha incontrato dopo 7 giorni, e quindi è un altro meccanismo riorganizzativo. Però tutti pareggi, tutti. Quindi che succede? Niente. È impazzita la maionese per questa settimana. Si recupera una partita mercoledì, una partita che aveva già giocato il primo tempo del Girone B, quindi Carlentini contro Palazzolo, e questo è già un altro step di classifica che si può muovere durante la settimana per poi andare a vedere cosa succede nel futuro weekend. Novembre è anche la settimana del Zippole, è fondamentale. Occhio a domenica prossima, chi inizia poi a postare le Zippole, quindi tenete duro ragazzi, perché il calcio è anche questo, il gioco dei simboli. Ciao dal Monti. Grazie Giampaolo, chiaramente l'appuntamento del suo punto strategico ritornerà la prossima settimana per raccontarci un'altra giornata del campionato di eccellenza. Un'altra pausa pubblicitaria, rientreremo in studio e parleremo anche del Vittoria in modo specifico, ma anche del turno domenicale di Coppa Italia nel campionato di promozione. Siete con Penalty, la domenica sportiva siciliana raccontata il martedì sera alle 21, puntuali su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Voglio ricordare ancora una volta che questa puntata sarà in replica anche mercoledì sera dopo la mezzanotte, e poi se la volete rivedere basta andare sulla pagina Facebook di Penalty e soprattutto eventualmente sul nostro canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Ospite di questa seconda parte mister Santo Mazzullo, che tra l'altro insomma lo scorso anno hai avuto un'esperienza in Serie D come secondo di Raciti a Troina. Sì. Che esperienza è stata? È stata un po' traumatica perché poi alla fine purtroppo siete andati via, però è anche vero che questo Troina poi alla fine si salvò. Sì, è stata all'inizio è stata una bellissima, per noi è stata una bellissima esperienza, anche perché Troina secondo me è un'isola è un'isola felice, è vero. Sì, perché praticamente lì non c'è pressione, lì vai a lavorare con serenità. Solamente che noi, penso che, io sono convinto che avevamo fatto un gran bel lavoro, anche perché avevamo battuto la Gelbison e avevamo anche fermato la Cireale.
Poi tu lo sai, la Serie D non è l'eccellenza, non è la promozione, è un campionato anche molto importante, qualche partita l'abbiamo anche persa. Poi noi siamo stati più di un mese e mezzo fermi perché abbiamo avuto più di 20 giocatori. Recuperare poi tutte quelle partite in una volta è impossibile. E recuperare quelle, cioè praticamente noi eravamo quasi sul pullman per andare a giocare e ci arrivava la convocazione che non andavamo, perché abbiamo avuto veramente più di 20 giocatori col Covid. Poi all'improvviso la società ci ha detto che dovevamo andare via. Io ancora ad oggi non riesco a capire e percepire la motivazione per cui siamo stati esonerati. Vabbè, però in questo caso fa parte del tuo bagaglio personale. Esatto, certo, sono cose che ti servono nella vita per certo. capire con chi hai a che fare, e fondamentalmente io penso che queste cose servono anche per rafforzare il tuo essere uomo. Bravo, bravo. Parliamo del campionato di promozione, ma parliamo soprattutto della Coppa Italia. Guardiamo subito il tabellino delle partite riguardanti i 16esimi. Alba Alcamo batte Fulgatore 3-1, Atletico 1994 batte Megara 4-2, Atletico Messina batte Milazzo 2-1, Gioiosa Sinagra Calcio 1-1, Raffadali batte Nuova Città di Gela 4-2, Rocca Acquedolcese batte Castellucese 3-2, Città di Canicattini batte Città di Avola 2-0, rinviata la partita a Don Bosco 2000 Leonfortese, pareggio tra Gangi e Casteldaccia 2-2. Sant'Angiolese batte Stefanese 3-1, Frigentini Modica Calcio 1-1 ed infine Resultana San Lorenzo batte Partinica Audace 4-3. Cosa non è andato in Coppa Italia alla vittoria? No, io sono arrivato a Vittoria al giorno 1. Era materialmente impossibile quasi organizzare la squadra. No, praticamente loro il giorno 30 avevano fatto la partita di Coppa Italia contro il Gela e avevamo perso 2-1. Io sono arrivato il giorno 1, dopo 4 giorni c'era praticamente dopo 2 giorni c'era praticamente. Sì, perché si giocava di mercoledì. E non ti nego che in 2 giorni abbiamo sfiorato l'impresa, perché abbiamo fatto l'1-0 con il Gela, poi a 2 minuti dalla fine loro hanno pareggiato e quindi fondamentalmente poi sono andati avanti loro. Tra l'altro una nuova Città di Gela che ve la ritrovate giustamente nel vostro girone, sì, come la squadra da battere. Penso che il Città di Gela sia una squadra importante, però io in queste 7 giornate ho incontrato anche il Mazzarrone, ho incontrato anche il Comiso. E penso col Mazzarone ci hai pure vinto. E anche col Comiso. Fondamentalmente ti dico che secondo me, per quello che ho visto in queste 3 partite, il Comiso è più squadra. Addirittura? Sì, addirittura sì. Più del Città di Gela? Secondo me sì. Secondo me sì, perché il Città di Gela ha nulla da dire, ma vive di episodi e di giocatori. Mentre invece il Mazzarone? Il Mazzarone non ti nego. Mi sembrerebbe più squadra forse. Il Mazzarone non ti nego che mi ha colpito tanto, solamente che sono sincero, ti dico le cose, io sono una persona molto schietta. Lo sappiamo. Sono sincero, io penso che quando noi siamo andati a giocare lì loro ci hanno un pochettino sottovalutati, perché venivamo da una sconfitta di 5-0 a Frigentini, quindi loro pensavano che fondamentalmente noi andavamo lì ed eravamo una squadra scarica. Invece io durante la settimana l'ho preparata bene, soprattutto a livello mentale, siamo riusciti anche ad andare a vincere lì a Mazzarone, però è stata una brutta batosta. Ritornerete tutti in campo domenica prossima. Sì. Allora, nel girone A abbiamo la Resultana San Lorenzo, che attualmente sembrerebbe una spanna sopra tutte, organizzazione di gioco, giocatori di categoria secondo me superiore, quindi dovrebbe insomma riuscire ad arrivare a questa benedetta promozione in eccellenza. Nel girone B sicuramente ancora è tutto aperto. Nel girone C la lotta tra FC Motta, Leonfortese, Realaci è un po' ingarbugliata. Sì, lì ci sono delle realtà importanti, che se tu vai a mettere i 4 gironi di promozione A, B, C e D, se vai a prendere 5 squadre, 4 squadre dei vari gironi, si può fare benissimo un girone unico di eccellenza importante. Fondamentalmente io sono amico di Alessandro, penso che il Motta sia una squadra ben messa
è anche ben fatta. Però c'è l'esperienza di Mirto, non sottovalutiamo. Sì, Mirto, però ti dico una cosa, secondo me alla fine la spunterà il Real Aci. Il Real Aci, anche perché insomma il Real Aci si è dichiarato, vuole vincerlo questo girone. C'è una squadra importante, c'è una squadra anche importante, di c'ha giocatori importanti, di qualità. Mister Manca sa il fatto suo. Sì, assolutamente. Bene, ma non abbiamo parlato a questo punto chi vincerà il girone D. Il girone D non lo so. Riuscirete ad entrare nel novero? Voi come Vittoria? Io ti dico questo, che ho parlato con la società mi ha assicurato che a dicembre andrà sul mercato, quindi penso che io ho chiesto 3-4 innesti. Fondamentalmente il campionato ancora è lungo, io penso che noi saremo una squadra che arriverà fino alla fine, poi il risultato non lo so. Una cosa che posso dire è che noi fino all'ultima giornata onoreremo sempre la maglia, perché il Vittoria Calcio, ripeto, secondo me in promozione... Ti sei calato in questa realtà? Assolutamente. Mi fa piacere, perché assolutamente quando un allenatore lo fa vuol dire che ci crede profondamente. Quando fondamentalmente tu per Vittoria cammini e la gente ti ferma, ti chiama, io non sono una persona snob, io sono una persona che parlo con la gente e mi dicono il vissuto del Vittoria, cioè come potresti non poter amare e soprattutto lottare per quella maglia. Praticamente è impossibile. Certamente, condivido questa cosa, Santo. Poi hai detto bene, tu hai un carattere assolutamente disponibile, questo aiuta anche all'interno di uno spogliatoio. Assolutamente sì. Come è stato insomma accolto il tuo arrivo dai vittoriesi? No, io ho un bellissimo rapporto con la squadra. All'inizio, ovviamente, quando sono arrivato erano tutti vittoriesi, perché col fatto che a Vittoria c'è stato il Covid non si c'è potuto andare sul mercato e prendere gente io ho un bellissimo rapporto con la squadra. All'interno dello spogliatoio si può dire che siamo degli amici, poi quando entriamo nel campo io sono allenatore, loro sono i giocatori, però io mi sento... Se c'è un giocatore che ha qualsiasi problema viene nello spogliatoio, sei molto vicino, bene. Assolutamente sì, bene, anche perché essere lontani alla fine giocano loro. Per chiudere il discorso del Calcio Vittoria, il ritorno anche in auge di Barravecchia, no? Che è un nome storico che ha legato insomma, i successi e gli insuccessi anche di Vittoria calcistica, però quest'anno sembrerebbe chiaramente l'uomo giusto al posto giusto. Salvo è la mente del Vittoria. Se non ci fosse lui bisognerebbe inventarlo. Il suo carattere praticamente sembra schivo, a volte sembra duro, però è una persona veramente molto buona, una persona che è sempre vicina a me, è sempre vicina alla squadra. Non ci fanno mancare nulla e te lo dico veramente col cuore. Immagino. Ho ragazzi che vengono da fuori e mi dicono cioè non sembra che siamo in promozione, perché hanno l'alloggio, mangiano, se hanno bisogno delle scarpe, se hanno bisogno di un qualsiasi cosa, se hanno bisogno delle 100 euro. Il Vittoria Calcio è sempre presente. Bene, a questo punto, per chiudere la puntata, la domanda che mi sorge non spontanea ma direttamente col cuore: qual è il grande sogno a questo punto di Santo Mazzullo? Di portare il Vittoria in Serie D. Beh, la volontà non ti manca, quindi secondo me ci sono già le credenziali giuste. Ti auguro un grande bocca al lupo, adesso ritornerete pronti per domenica prossima, la partita si presenta abbordabile? Partite abbordabili non ce ne sono, anche perché il Vittoria Calcio in questo momento è chiamato come le ammazza grandi, no? E abbiamo fatto fatica con qualche squadra che fondamentalmente non poteva essere, anzi doveva essere alla nostra portata. Giochiamo col Priolo, il Priolo ha 11 punti, è normale che devo rispettare tutti, però il Vittoria Calcio domenica deve portare 3 punti, quindi noi faremo di tutto per poterla vincere. Complimenti per la tua determinazione, allora un in bocca al lupo per la partita contro il Priolo Gargallo. E grazie per l'invito. Ci mancherebbe, è stato un piacere, tra l'altro non so
non ci vedevamo veramente in studio da tantissimo tempo ed è stato un piacere ritrovarti. Quando mi ha chiamato Lucia Nativo, la nostra che salutiamo, addetta stampa, che mi ha chiesto che dovevo venire qua, ho detto subito sì, perché tu sei un amico per me, oltre un grande professionista. Grazie a Santo Mazzullo, allenatore del Club Calcio Vittoria. La nostra puntata di penalty si conclude qui, vi diamo appuntamento naturalmente a tra 7 giorni precisi, sempre qui su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Arrivederci a tutti.